Entriamo in diretta straordinaria. Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dobbiamo darvi conto dell'ennesima tragedia che vede come protagonista una donna vittima, una 27enne che è stata uccisa a coltellate davanti alla porta di casa. È successo nel primo pomeriggio a Riese Pio X. A Riese Pio X stanno confluendo i nostri giornalisti, i nostri colleghi Federico Fusetti con Simone Merlo, Vanessa Banzato con Renzo Rigon. Sarebbe stato sentito il compagno, è giallo, lo vedete dal Gazzettino.it, è giallo su un terzo uomo in fuga. Quindi questa donna, questa giovane donna sarebbe stata accoltellata davanti a casa, davanti alla propria abitazione, sull'uscio di casa. Il compagno è stato fermato, in un primo momento si parlava per l'appunto del compagno in fuga, in realtà ci sarebbe un terzo uomo in fuga, ma è tutto ovviamente in corso. È una situazione molto fluida, una situazione in evoluzione. Sul posto per l'appunto ci sono le forze dell'ordine, i carabinieri. La notizia è piombata come un fulmine in redazione poco prima delle 14. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, abbiamo sentito il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, i carabinieri, gli inquirenti, gli stessi sanitari. Chiaramente siamo in quella fase in cui il condizionale è d'obbligo e quindi non possiamo darvi nessuna certezza se non che questa ragazza, questa giovane donna per l'appunto di 27 anni è stata ritrovata morta, accoltellata davanti alla propria abitazione. Siamo nella zona di Spineda, è una località, una frazione che si trova per l'appunto nel comune di Riese Pio X, a cavallo tra i territori, tra le province di Treviso e la provincia di Vicenza, l'area bassanese. Quindi il Veneto che ripiomba sostanzialmente nell'incubo femminicidi a un mese più o meno esatto dalla morte di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal compagno Filippo Turetta. È una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica, non solo quella veneta ma dell'intero paese. Vi abbiamo raccontato quello che all'inizio era un giallo, poi è diventato un film dell'orrore con Filippo Turetta che si trova presso il carcere di Montorio nel Veronese, e appunto Giulia che è stata salutata il 5 dicembre scorso con dei funerali molto partecipati alla Basilica di Santa Giustina a Padova. Tra l'altro ieri sera il papà di Giulia, Gino Cecchettin, era ospite della nostra Mirella Tuzzato a Treviso, a Villa Margherita, dove proprio a Giulia, questa ragazza vittima di femminicidio, è stato dedicato il presepe. Una tragedia questa, l'ennesima di questa ragazza di 27 anni che vi racconteremo nel corso di questo pomeriggio. Chiaramente stiamo tentando di allinearci con i nostri colleghi. Non appena abbiamo saputo la notizia ovviamente ci siamo mobilitati, ma c'è un tempo tecnico per raggiungere il luogo e fare anche i primi accertamenti del caso per darvi per l'appunto le informazioni più corrette. Come vi dicevo, ci sarebbe un terzo soggetto in fuga, un uomo della cui identità per il momento non si sa nulla. La ragazza sull'uscio di casa, questa è una delle pochissime certezze che per il momento vi possiamo dare, è stata trovata da un vicino di casa che ha ovviamente allertato i sanitari e le forze dell'ordine che sono subito accorse. Diciamo che la dinamica è chiaramente al vaglio degli inquirenti, ma non si tratta solo di cristallizzare la dinamica, quanto di capire se ci sono
e quanti sono i soggetti coinvolti in questa morte. Lo ripeto, siamo a Spineda di Riese Pio X. In attesa per l'appunto che si colleghi Federico Fusetti o la nostra Vanessa Banzato, vi riporto anche la Tribuna di Treviso che ha appena aggiornato la propria pagina. Tribuna di Treviso che titola "Femminicidio a Riese, ragazza accoltellata sulla porta di casa". Quindi la Tribuna di Treviso, il quotidiano per l'appunto della Marca, già parla di femminicidio. Femminicidio a Riese, ragazza coltellata sulla porta di casa. La donna è stata ritrovata in via Fornasette. Il compagno sarebbe già stato sentito dai carabinieri. Vi posso anche dire che torneremo a ricollegarci anche con il sindaco Matteo Guidolino, lo abbiamo sentito, la nostra Marta Marangon lo ha sentito poco prima delle 14, lo stesso Guidolin doveva informarsi, non doveva capire cosa fosse successo per l'appunto in via Fornasette di Spineda. Questa è un'altra foto che possiamo vedere dalla Tribuna di Treviso. È giusto citare chiaramente i colleghi che stanno operando sul posto. Notizia che ovviamente sta rimbalzando anche sui siti nazionali di informazione, del resto si tratta dell'ennesimo femminicidio e quindi lo potete capire, c'è sconcerto, c'è dolore e ci sono quegli interrogativi che si riaprono in maniera drammatica, soprattutto nel nostro territorio. Tra l'altro oggi le cronache nazionali erano popolate dal processo sulla morte di Saman, sapete, quella ragazza che per motivi religiosi era stata uccisa in Emilia-Romagna. Il padre di Saman piange in aula: "Era il mio cuore, non l'ho uccisa", ha detto i giudici in camera di consiglio. Quindi anche questo processo che ha fatto discutere, ha fatto indignare, sta arrivando alle sue battute conclusive. Tra l'altro a Saman la stessa città di Treviso ha conferito la cittadinanza onoraria, in realtà non solo la città di Treviso, tante altre città del Veneto e della penisola. "Mai nella vita mia ho pensato di uccidere mia figlia, neanche gli animali fanno queste cose. Signori giudici, non ho mai pensato queste cose". È scoppiato a piangere Shabar Abbas quando da alcuni minuti stava parlando ai giudici della Corte di Assise di Reggio Emilia: "Era mio cuore, mio sangue, ho portato qua il mio cuore, il mio sangue, non ammazzo i figli". Queste le parole del padre di Saman. Quindi il tema dei femminicidi, della violenza di genere che continua a popolare, ahimè, ai noi, le cronache locali, le cronache nazionali, e che costringe ad una riflessione collettiva. Certo, ogni storia è a sé, cercheremo di capire da qui ai prossimi minuti, da qui alle prossime ore, che cos'è accaduto nel primo pomeriggio a Spineda di Riese Pio X. Quello che è certo è che a soccombere, a morire per l'ennesima volta, a essere ammazzata per l'ennesima volta, è stata una donna, una giovane donna. Al momento non sappiamo dirvi se avesse dei figli e in che relazione si trovava con con i vari soggetti coinvolti. Quello che vi posso dire è che appunto sul posto si stanno recando Vanessa Banzato con Renzo Rigon dalla redazione di Bassano e dalla redazione di Treviso Federico Fusetti con Simone Merlo. Quindi veramente qualche istante e riusciremo a collegarci anche con loro. Vediamo ancora se vi posso dare altre notizie, se possiamo aggiungere dei dettagli a quello che comunque è un quadro dell'orrore. Ecco, vedete, questa la porta
di casa. Adesso la fotografia, questa istantanea, è stata pubblicata dal Gazzettino.it, che conferma: donna uccisa a coltellate davanti alla porta di casa, la vittima 27 anni, sentito il compagno, giallo su un terzo uomo in fuga. Quindi di fatto si conferma anche in questa seconda ribattitura in gergo la dinamica per il momento, o comunque il quadro che sta emergendo da questa frazione di Riese Pio X, via Fornasette, questo appunto il luogo di questa ennesima tragedia. Allora vi mostro, vediamo se per caso altri hanno aggiornato i siti di informazione. Chiedo alla regia se cortesemente possiamo sentire telefonicamente il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, se possiamo chiamarlo anche per un istante, per capire se ci può appunto aiutare a ricostruire il quadro. Treviso Today, sempre molto aggiornato, anche qui una foto in praticamente appena scattata, il sito è appena stato aggiornato. Femminicidio della Marca, anche qui ricorre il termine femminicidio, 26enne accoltellata di fronte a casa. L'episodio a Spineda di Riese Pio X, in via Fornasette, intervenuti sul posto i carabinieri che indagano sul delitto. Treviso Today, il portale di informazione diretto da Nicola Cendron, parla di un killer in fuga, quindi bisogna intendersi su quello che sta accadendo. Il compagno sarebbe stato sentito nell'immediatezza dai carabinieri, mentre un terzo uomo, un secondo uomo è in fuga, non si sa dove, e per l'appunto il condizionale è assolutamente d'obbligo. Questo tra l'altro è l'ennesimo davvero femminicidio, omicidio nella Marca trevigiana. Se vogliamo rimanere sul territorio in provincia di Treviso, un anno che si era aperto, lo ricorderete, con la morte di Annica Panfile, trovata cadavere sul greto del Piave a Spresiano nel maggio scorso. C'è un uomo accusato di questo omicidio, ma per il momento non ci sono novità. Anche quello un giallo in piena regola. Questa donna trovata riversa per l'appunto sulle sponde del Piave, che era stata poi trascinata per diverse centinaia di metri dalla corrente. Poi l'omicidio di Margherita Ceschin a fine giugno a Conegliano, questa donna di fatto ammazzata in casa, e come sapete lì si è aperto un varco. Le ipotesi fin dall'inizio hanno parlato di un'operazione, di un omicidio su commissione, risalendo di fatto al marito, all'ex marito della donna, che poi è stato portato in carcere con diversi presunti complici di origine dominicana. Anche quello di fatto un femminicidio. E poi tanti, troppi fatti di sangue che hanno costellato questo 2023 assolutamente da dimenticare, non solo in realtà per la Marca trevigiana. E poi per l'appunto arriviamo al caso Cecchettin, a questo allarme generale partito l'11 di novembre, questi due giovani che non si trovavano, Giulia e Filippo, una settimana di ricerca, una settimana di speranze, una settimana di angoscia, e poi l'epilogo con il ritrovamento di Giulia Cecchettin, del corpo di Giulia tra Barcis e Piancavallo, e poi l'ulteriore settimana di fuga di Filippo Turetta, che appunto poi è stato
ritrovato un sabato sera in un'autostrada tedesca nei pressi di Lipsia, insomma una vicenda che vi abbiamo raccontato e che tutti voi conoscete. E a tal proposito, in attesa di appunto collegarci con Federico Fusetti, Simone Merlo, Vanessa Banzato, Renzo Rigon, vi faccio sentire le parole pronunciate ieri sera da Gino Cecchettin. Gino Cecchettin, papà di Giulia, lo conoscete tutti, che è stato ospite della nostra Mirella Tuzzato a Villa Margherita. Villa Margherita, sapete, un po' il centro dell'inclusione in provincia di Treviso e nel Veneto, cuore di tante iniziative. Ebbene, l'iniziativa di Mirella Tuzzato questa volta riguarda Giulia, un presepio allestito proprio in nome di Giulia. Ieri sera per inaugurare questo allestimento è arrivato anche papà Gino, che ha affidato a Mirella Tuzzato queste parole. Io mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza perché ho visto tantissime foto di Giulia e un papà non riesce a non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata. Poi la storia è ancora molto fresca per me e dopo tutto il cancan mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità, però non potevo esimermi dal venire, di accettare l'invito per questa inaugurazione di presepe in favore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa o racchiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti, veramente continuate. Sono contento che anche da un'altra tragedia i genitori di Mattia abbiano trovato la forza veramente per poter portare avanti un messaggio anche dalla loro esperienza, ed è quello che cercheremo di fare anche noi. Giulia amava i presepi, mi ricordo che un anno mi ha portato a vederne ben 3, presepi viventi, presepi di tutti i tipi. Al tempo dicevo, Giulia, ma ormai il presepe è un qualcosa di fuori tempo, no? Ricorda, perché li vuoi vedere? Ah, ma perché il presepe, mi diceva, cristallizza un momento di bellezza, di rappresentazione di serenità e di pace. Effettivamente, pensandoci bene, un presepe ha solo cose belle, non vediamo nel presepe cose brutte, forse continuiamo a rappresentarlo dopo tantissimi anni, dopo 2000 anni, perché forse è un esempio di come vorremmo il mondo, no? Con pace, tranquillità, ognuno che fa il suo lavoro, che fa del bene senza l'ingerenza del male. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. Queste le parole sempre molto lucide, puntuali, profonde di Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Lo ripeto, ieri sera ospite di questo evento a Villa Margherita con la nostra Mirella Tuzzato, questo presepe allestito per l'appunto in nome, in memoria di Giulia. Allora, la giovane, questa 27enne, lo scrive la Repubblica, questa 27enne che è stata trovata morta in via Fornasette a Spineda di Riese Pio X, viveva nella villetta Schiera con il compagno che al momento del delitto sarebbe stato al suo fianco e in stato di shock. Sempre al momento non sarebbe stata trovata l'arma del delitto e si indaga per risalire chiaramente all'autore. Il presunto omicida, questo killer che abbiamo, vi ho detto prima, sarebbe in fuga, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto ed è attualmente ricercato. Questo presunto omicida sarebbe un uomo che risiederebbe in un comune vicino a Riese Pio X, quindi vedete, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo si aggiungono dei dettagli. Allora, io so che
Vanessa Banzato è quasi pronta. Chiaramente ringrazio Vanessa, ringrazio già in via preliminare anche Federico Fusetti e tutti i colleghi, Renzo Rigona, Simone Merlo, che nel momento in cui questa notizia è piombata in redazione si sono subito diretti a Spineda. Ognuno stava raccontando dei fatti di cronaca. Qui a Treviso siamo concentrati nel raccontarvi dell'ondata di furti che sta inquietando la popolazione, sta allertando non poco anche i sindaci e le forze dell'ordine che malcelano anche una certa fiducia, ma di fatto è uno stillicidio continuo di furti. Federico Fusetti si stava occupando di questo, Vanessa Banzato stava rientrando dall'altopiano di Asiago, da Lusiana Conco, dove vi aveva raccontato nella fascia del mezzogiorno di un incidente, di una tragedia sfiorata, di questo rimorchio che è finito contro un condominio alle prime luci dell'alba, fortunatamente senza fare feriti. Poi è arrivata questa notizia in redazione. Inizialmente, come sempre accade, non potevamo crederci, perché capite anche voi, è veramente uno stillicidio, è uno stillicidio continuo, e quindi ci siamo guardati, abbiamo fatto le prime verifiche del caso e non abbiamo perso tempo, ci siamo subito diretti a Spineda. La vedo, Vanessa Banzato con Renzo Rigona. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Christian. In effetti pare che sia l'ennesima vittima di femminicidio. A poco più di un mese da quanto accadde, come hai ricordato anche tu poco fa, appunto sempre in Veneto, con l'uccisione di Giulia Cecchettin, oggi siamo qui dove è stato ritrovato il corpo, Spineda di Riese Pio X, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Vanessa Ballano, una donna di 27 anni, tra l'altro mamma di un bambino di 5 anni. Adesso, al momento, dalle prime indiscrezioni, pare che sia stato portato in caserma dei Carabinieri a Treviso il compagno Nicola Scapinello, che nulla avrebbe a che vedere con l'assassinio della compagna, ovviamente della 27enne, perché, come hai detto anche tu, il presunto omicida al momento sarebbe in fuga. Quindi pare che sia questa persona che risiede in un comune vicino a Riese, pare che fosse una persona conosciuta dalla donna, infatti pare che sia stata proprio lei ad aprirgli la porta di casa senza sospettare nulla. L'arma, confermo, non è ancora stata trovata. Vedete, c'è un continuo via vai di carabinieri, ci sono già gli uomini della scientifica sul posto che stanno cercando di recuperare più tracce possibili che possano portare all'identificazione e più che altro a capire il perché sia successa questa ennesima tragedia. Posso dirti una cosa, Christian, perché parlando anche con le colleghe e i colleghi che sono qui, siamo in tantissime e tantissimi, c'è davvero molta rabbia perché non è possibile che si verifichino così tanti casi simili. Questa donna pare sia stata accoltellata dal suo assassino, che poi, ricordiamo ancora una volta, è scappato, non si sa ancora nulla di lui. È tutto un copione che pare ripetersi, perché anche come accadde per Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, una volta che la uccise, appunto, si diede alla fuga per essere ritrovato qualche giorno più tardi. Al momento, insomma, sono aperte, sono in corso tutte le indagini. Adesso c'è un via vai anche di familiari. Abbiamo visto arrivare la cognata, abbiamo visto arrivare i genitori della donna. Cercheremo ovviamente di metterci in contatto con loro, di riuscire ad avere una prima voce almeno, perché è arrivato tutto come un fulmine a ciel sereno in questo tranquillo angolo di Riese Pio X, come purtroppo sta succedendo troppo spesso. Christian, io al momento, ecco, vedete, carabinieri adesso sono posizionati, hanno chiuso il cancello, gli uomini della scientifica sono all'interno di questa abitazione al piano terra e stanno cercando
di capire cosa possa essere successo. Adesso vediamo anche in alto che stanno controllando il tutto per tutto, insomma, stanno cercando di reperire più tracce possibili per fare una quadra, per capire cosa possa essere realmente successo in questa abitazione nella frazione di Spineda di Riese Pio X. Ci sono anche appunto i vertici del comando dei carabinieri. Sì, perdonami. Quindi la vittima è Vanessa Ballan, perché appunto mi confermi, questo è il nome della, Sì. Della ragazza ed è madre di un bambino. Questo è il nome, sì. Ed è una giovane Sì. madre. Di un bambino, pare che abbia sui 5 anni. Sì, appunto lei vive col compagno Nicola Scapinello, che ricordo è stato portato in caserma per cercare di capire chi possa essere la persona a cui la donna ha aperto la porta per poi essere massacrata a colpi di coltello. Sembra stato usato un coltello, anche se, ripeto, l'arma non è ancora stata rinvenuta dai militari che stanno svolgendo le indagini all'interno di questa abitazione. E ecco, si diceva continuo via vai, adesso da capire, cercheremo anche di raggiungere, perché ci sono i vertici del comando dei carabinieri, il comando provinciale dei carabinieri, cercheremo di raggiungere anche loro e capire se riusciamo ad avere anche una voce ufficiale da parte loro. Cristian, intanto per il momento ti ricevo la linea e vedo se riesco, ecco, a raggiungere magari ad avere una voce. Io appena ho qualche novità ti richiedo nuovamente la linea. Assolutamente, io ti ringrazio Vanessa perché appunto abbiamo preso con te il nome di questa giovane madre che per l'appunto è stata uccisa a coltellate davanti all'uscio di casa. Avete visto questa abitazione sigillata dalle forze dell'ordine che stanno cercando di cristallizzare la scena del delitto e stanno tentando anche di recuperare, di inseguire a questo punto questo killer, questo terzo uomo che avrebbe per l'appunto suonato alla porta. Quindi possiamo in questo momento soltanto fare delle ipotesi, immaginare la scena e appunto il compagno che adesso si trova come persona probabilmente informata dei fatti, magari assistito a una parte della scena, magari era presente anche lui, quest'uomo che è stato portato per l'appunto presso la caserma dei carabinieri, a quanto pare, ci dice Vanessa Banzato, a Treviso. Chiaramente queste informazioni sono quelle che possiamo darvi in questo preciso momento, su altro chiaramente non possiamo sbilanciarci. Potete immaginare, potete capire, parlare in questo momento a poco più di un'ora dai fatti di eventuali moventi sarebbe assolutamente fuorviante e assolutamente prematuro. Vi mostro ancora i siti, ecco, il Gazzettino.it proprio in questo momento pubblica la foto, l'immagine di Vanessa Ballan, di questa giovane donna, lo vedete insomma, sorridente, appoggiata su di una macchina bianca. È lei il volto di questo ennesimo femminicidio, mentre continuate a vedere le immagini che arrivano in diretta rigorosamente da Spineda di Riese Pio X, la villetta, questa villetta che è stata teatro dell'ennesima tragedia, dell'ennesimo femminicidio, monitorata a vista dai carabinieri. È del tutto plausibile che all'interno le indagini, i rilievi siano già in corso. Anche qui un copione che si ripete tristemente e frequentemente, quello delle analisi da parte del RIS di Parma, che abbiamo visto tantissime volte
operativo in Veneto, nella Marca in particolare, nell'ultimo anno, quindi magari non sono ancora arrivati, arriveranno in questo momento. Ci sarà sicuramente il nucleo scientifico che comunque interviene in questi casi. La ringrazio davvero. Elena Donazzan, assessore regionale alle pari opportunità del Veneto, assessore regionale all'istruzione e al lavoro. Donazzan, assessore, ci ritroviamo ancora qui. Io mi ricordo il giorno del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, l'avevo chiamata immediatamente, nell'immediatezza. Avevamo commentato molto amaramente quello che era successo. Qui siamo a Riesepio X, è una realtà che lei conosce bene perché appunto da bassanese insomma, conosce molto bene quei luoghi. Le chiedo una sua prima reazione. Guardi, mi ha raggiunto la vostra redazione e veramente apprendo da voi e mi sento di dover essere a commentare, se si può commentare quello che lei ha detto esattamente, cioè ancora una volta, ma com'è possibile, cosa sta prendendo la follia umana che arriva a colpire ancora una volta una donna che diventa vittima? Tutto questo è incomprensibile, Arboit, è incomprensibile e credo che lo shock che abbiamo ancora negli occhi, nel cuore, nelle orecchie per le parole anche che sono state dette di Cecchettin, di Giulia, qui ha scosso veramente drammaticamente gli animi. Ora un'altra donna, un'altra giovane donna, una madre, mi diceva la vostra redazione, perché appunto così in questa settimana che poi a me personalmente sta portando a chiudere le questioni di lavoro, a pensare con dolcezza al Natale, a un momento di pace in casa, proprio per i bambini, per i figli, per questa donna, per questa famiglia, per questi bambini è la tragedia. Ora, guardi, io stavo anche programmando le attività dell'inizio dell'anno e proprio con la professoressa Asle poi abbiamo già calendarizzato un incontro di istruzioni per l'uso per i sindaci e gli assessori al sociale e gli assistenti sociali, perché nei nostri comuni accade tutto questo, no? Non c'è una responsabilità, c'è una incapacità di comprendere, lo dico a me stessa, io veramente non riesco a capire come si arrivi a colpire qualcuno, a portare alla morte qualcuno, ad accanirsi contro una donna che è una madre che avrebbe solo avuto il pensiero con tutta probabilità di guardare alle prossime festività come io sto facendo in questo momento di lavoro, come lei l'avrà fatto nella quotidianità, e ci troviamo a commentare questo. Io credo che quello che ci sciocca oggi è provare a comprendere come invertire una direzione che ci sembra una direzione che sta prendendo troppe volte il sopravvento. Io non pensavo mai che in Veneto si potesse replicare un omicidio di tale violenza, ancora accoltellata da quello che mi è stato detto, da quello che stiamo prendendo adesso, perché ovviamente anche per voi è un lavoro difficile, dovete un po' provare a prendere informazioni e siccome avete anche un ruolo importante, quello di diffonderle verso chi vi ascolta. Però veramente io avevo già calendarizzato questo incontro che appare ancora più necessario. Alla seconda settimana di gennaio chiameremo appunto tutti i sindaci e gli assessori per dire per un professionista che ci può aiutare cosa sta nella testa, che cosa possiamo fare noi sentinelle del territorio, perché poi Riese è un piccolo comune, come diceva lei, Arboit, io lo conosco, è vicino casa, io abito a Pove del Grappa, ormai è diventata una frequenza quotidiana perché ci passo con la Pedemontana. Riese è un piccolo comune come tutti i nostri, così come Giulia era figlia, nipote, vicina di casa, l'ho definita di tutti noi, ci riguarda. Ecco, queste sono tragedie che ci riguardano e che sono incomprensibili. E mi permetta solo di aggiungere una cosa: le donne oggi si sentono particolarmente fragili, sa, nonostante tutto quello che noi diciamo e proviamo a fare, la donna oggi si sente veramente molto fragile.
e ogni segnale non va sottovalutato. Ecco perché quando la professoressa Sleppoi, ma insieme alla professoressa Lucangeli, nel tempo mi hanno sollecitata più volte ad affrontare il tema anche, per me ovviamente la mia delega è quella delle scuole, ma anche le pari opportunità, ricordo me stessa che ho questa delega delicata. Beh, loro mi hanno invitata a provare a fare qualche cosa, no, di significativo su le relazioni all'affettività, l'educazione all'affettività, comprendere come le relazioni devono essere sane e non malate. Credo che veramente abbiamo bisogno di partire da una consapevolezza di ciascuno, non si mettono le mani addosso a nessuno, se non per una carezza, se non per un gesto d'amore e d'affetto. Certo. Il resto si deve fermare, ma oggi abbiamo bisogno di diventare da questo molto più consapevoli che questo sta diventando un problema strutturato. Allora, possiamo aggiungere, Assessore, altri elementi, lo dico a lei e a tutto il pubblico che ci sta seguendo da casa. Il presunto omicida risiede ad Altivole, che è un comune confinante con Riese, e sarebbe una persona che la coppia conosce, quindi un conoscente, un uomo che probabilmente frequentava la vittima e il compagno. Per questo motivo, secondo le prime ricostruzioni, la 27enne Valeria Ballan, riferisce l'ANSA, ha aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno, che si trovava con lei nell'abitazione, è in stato di shock, ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l'omicida. L'arma del delitto non è stata trovata, quindi questo ve lo possiamo confermare. La coppia ha un figlio di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata e risiedeva da alcuni anni nella piccola frazione appunto di Riese. Nell'ANSA nazionale appunto si spiega dov'è Riese, quindi un piccolo, o meglio la Spineda, un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari e un negozio di parrucchiera che la vittima frequentava. Insomma, si fa questa descrizione, ma come diceva l'assessore Donazzan, i nostri borghi, le nostre frazioni, i nostri quartieri si somigliano un po' tutti. In questo momento, ecco, stanno arrivando, immagino, i medici legali, stanno arrivando i primi periti, il nucleo investigativo quasi sicuramente, il nucleo scientifico dei carabinieri, che con ogni probabilità nel corso della giornata poi sarà anche seguito dal RIS di Parma, che come sapete interviene sempre in queste occasioni. Vi ricordavo prima il caso di Annika Panfile, la donna trovata morta sul greto del Piave. Vi ricordavo prima Margherita Ceschin, la donna di Conegliano trovata morta nel suo appartamento a fine giugno. In quell'appartamento arrivò il RIS, arrivarono i periti per tentare di ricostruire la scena del crimine. Non so se mi sente Vanessa Banzato, se Vanessa Banzato vuole aggiungere qualcosa, se conferma quello che ho letto di fatto dalle agenzie, dall'ANSA.it in particolare, e non so nemmeno se è arrivato in questo frangente anche Federico Fusetti con Simone Merlo. Chiaramente questo è il momento del silenzio. Cosa accade in questi casi? Accade che una bolla avvolge tutto e tutti, una bolla di silenzio, di incredulità prima ancora che dolore, perché di fatto si rimane, come diceva anche Donazzan poco fa, si rimane inizialmente attoniti e non possiamo non rimanere attoniti di fronte all'ennesimo copione che si ripete. Ecco, lo vedete, il nucleo scientifico, gli uomini della scientifica sono già sul posto, lo vedete dalla tuta bianca indossata, quindi con i calzari, con i guanti. Questo significa che i rilievi sono in corso per circoscrivere la scena del crimine, per capire anche, immagino, da una prima
ispezione cadaverica che solitamente avviene nell'immediatezza, capire la dinamica di questo gesto, di questi fendenti che si sono rivelati fatali sul corpo di questa donna, di questa 27enne. Elena Donazzan, lei diceva: con Vera Slepoi, con la dottoressa Slepoi sono mobilitata, mi sto sentendo, vogliamo portare avanti nuove azioni, anche più incisive da questo punto di vista. Vorrei lasciar perdere il dibattito anche politico, a tratti strumentale, che c'è stato, ma è inevitabile a volte che sia così in queste ultime settimane. E le chiedo, da dove nasce, secondo lei, questo disagio, questo degrado? Chiamiamolo come vogliamo, perché chiaramente ogni storia a sé, ma perché? Lei si è fatta lei si è risposta in queste settimane? Io mi sono data le mie risposte, che non possono, che credo debba essere una domanda che ciascuno di noi si pone. Le mie risposte che valgono magari per me e valgono per un tentativo di comprensione. Io vedo tanta insicurezza da parte oggi delle persone, incertezza su tutto, incertezza in primis nelle relazioni affettive. Credo che sia la grande stagione delle rotture, matrimoni che si rompono anzitempo, fidanzamenti, amicizie, guardi, è vario il tema, però sono tantissimi. Questo non voglio neanche scomodare numeri e dati, perché poi è tutto molto privato, personale, intimo, e c'è tanta incertezza in questo. E quindi che cosa succede? Che anche il possesso di una relazione, di un rapporto, magari che anche un rapporto di amicizia, anche un rapporto di esclusività, può essere il rapporto di voler trattenere per sé perché manca la sicurezza dentro di sé. Io vedo tante relazioni interpersonali, non necessariamente tra compagni di vita o marito e moglie o storie che si concludono, ma proprio interpersonali così, con questa incapacità di rispondere a noi stessi con le nostre forze, di cercare nell'altro da noi la risposta. Una risposta che però è una risposta negativa, non è una richiesta di aiuto, perché nella richiesta di aiuto c'è poi tutto l'amore della condivisione, del dono, appunto nell'amicizia, nell'ascolto, nella stare vicine nei momenti del lutto. E guardi, per me tanto, ma lo dico profondamente dopo tante domande che mi sono fatta dal momento in cui Giulia, come dicevo nei giorni precedenti, speravo che Giulia tornasse, che lui non arrivasse fino in fondo. Vale, oggi indagheremo anche questa, forse, ma vorrei senza la curiosità di sapere perché esattamente, ma chiediamoci noi stessi come mai accade. La domanda che lei fa, per me c'è una grande risposta. Guardi, la paura di essere soli, e io credo che per me manchi molto la fede. La fede è quel dono di mai stare soli, che ci fa comprendere che tutto ci è donato per amore, e anche quello che ci viene tolto è un atto d'amore, perché è una prova e perché da soli non si è mai, quando si è una dimensione spirituale, e per me di Dio. E io credo che questa società ha distinto tutto questo, purtroppo. Per lei c'è anche questo elemento di religiosità, di spiritualità, ecco, forse meglio il termine spiritualità. Questa è la foto, ve la mostro, di Valeria Ballan con il compagno Nicola Scapinello. Chiedo alla regia se possiamo appunto mostrarla dal sito di Treviso Today. In questo momento sta arrivando anche un elicottero, queste sono le immagini in diretta. Non so se possiamo far sentire anche il sonoro, chiedo sempre alla regia. Abbiamo collegato
Vanessa, mi sente? Vanessa Banzato? Vanessa, mi senti? Ci puoi commentare in diretta quello che sta accadendo? Lo vediamo. Sta arrivando, sta sorvolando l'area l'elicottero, probabilmente starà cercando di atterrare, perché poi proseguiranno le ricerche anche via aerea dell'auto con cui si è data alla fuga la persona che ha ucciso Vanessa Ballan. È arrivato, avete visto dalle immagini, è arrivato anche il medico legale, è entrato assieme agli altri tecnici della scientifica, agli altri uomini della scientifica, per appunto i rilievi necessari sul corpo della giovane donna, ennesima vittima di femminicidio, ricordiamo Vanessa Ballan. Pare che la donna, ecco, si conoscono lentamente, Christian, alcuni nuovi dettagli. Pare che la donna lavorasse come commessa all'interno di un discount della zona. Ricordiamo, mamma di un bambino di 5 anni, completamente sotto shock, il compagno che al momento è stato portato della caserma dei carabinieri di Treviso, appunto per essere ascoltato come persona che potrebbe essere informata al momento dei fatti. E ecco, l'elicottero adesso è in fase proprio di atterraggio. Stiamo seguendo proprio assieme a voi questo momento. L'elicottero dei carabinieri che arriva. Gli uomini dell'Arma per dare un ulteriore contributo nella ricerca appunto della persona che ha causato la morte di Vanessa Ballan. Colpita più volte con una lama di coltello. Vanessa, che tu sappia, puoi confermare, si tratta di un uomo di Altivole? Questo killer in fuga è un uomo di Altivole, così riporta l'ANSA. Allora, al momento i carabinieri al momento non hanno dato ancora un comune, hanno detto un comune vicino a Riese. Okay. Questo è quello che è stato detto poco fa. Tra l'altro noi abbiamo anche sentito il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, che però si è riservato di attendere ancora qualche momento prima di venire qui sul posto e parlare, anche perché lui ha detto che vuole assolutamente avere notizie certe e sicure direttamente dai carabinieri. Posso dirti che ho sentito anche lui molto scosso al telefono, ha dato piena disponibilità, però ecco, ci ha chiesto in questo momento di attendere qualche tempo, insomma, prima di avere un contatto diretto con lui, insomma, di avere un'intervista con lui, perché ma ha detto che vuole esige di avere, insomma, la certezza e la conferma da parte dei militari. È una cautela giusta, tra l'altro, appunto, è stata una delle prime persone, Matteo Guidolin, certo, che abbiamo contattato poco prima delle 14, anche con Marta Marangon, che ringrazio, che è appunto in redazione e che mi ha preceduto con Alice Montagnier nella diretta di oggi. Quindi di fatto questo elicottero, Vanessa, ha portato dei rinforzi per proseguire con le ricerche. Esattamente, perché poi appunto si dovrà seguire anche via aria la ricerca di questa auto che pare sparita al momento nel nulla. Quindi è fuggito, insomma, che tu sappia? Sappiamo che ecco, sono i carabinieri, tutte le forze dell'ordine. Certo, perché sì? nelle agenzie si parlava di una fuga
a piedi e invece c'è un'auto, probabilmente anche una fuga mista, avrà utilizzato l'auto fino a un certo punto. Qui è stata ventilata, sì, l'ipotesi di una fuga in auto. Qui è stata ventilata l'ipotesi di una fuga in auto, come pure all'inizio si pensava che la donna avesse aperto il cancelletto e fosse stata freddata proprio nel cortiletto, nel vialetto, prima di entrare nella sua abitazione. Invece ecco, viene smentita questa prima versione dei fatti. Quindi, pare proprio che la donna abbia aperto a questa persona, quindi sì, come ho detto anche prima. Si cerca un'auto. Sì, e si cerca quest'auto, ancora però non si sa quale. Mi spiace perché al momento ecco, ci sono a spizzichi e bocconi tutte notizie che arrivano, di conseguenza proprio le stiamo apprendendo volta per volta, quindi al momento io non so ancora di che tipo di auto si stia cercando. È assolutamente questo è quello che è stato detto. Appena ho notizie, ovviamente. È assolutamente comprensibile, sapere, anche perché appena abbiamo notizie frangenti certe vi faccio sapere. Assolutamente, sono frangenti, sono attimi molto delicati proprio per arrivare al presunto autore di questo omicidio, quindi potete capire, potrebbe essere capitato di tutto, questo è il fatto, quindi il soggetto certo. è ancora in fuga, il soggetto a sua volta ha compiuto un gesto estremo. Mi avventuro in queste ipotesi perché in questi casi ci viene sempre in aiuto, tra virgolette, la cronaca e quello che è successo in passato. Tutto potrebbe essere possibile, in a effetti. questo punto tutto può essere possibile. Intanto vediamo gli uomini del nucleo scientifico in azione, chiaramente stanno facendo i primi rilievi del caso. Il nastro, questo nastro bianco e rosso avvolge questa abitazione, questa villetta di via Fornasette. All'interno ovviamente immagino non ci sia nessuno, il compagno, come vi ha riferito Vanessa Banzato, si trova in caserma dai carabinieri, quindi probabilmente si sta tentando di capire chi è questo soggetto, anzi già con ogni probabilità si sa, e tutti sono a cercarlo per capire che non faccia dei gesti inconsulti sia verso se stesso che verso gli altri. Ecco, questo è il tema, anche perché l'arma del delitto, chiedo sempre a te conferma, l'arma del delitto al momento non è stata ritrovata e c'è una donna che è ancora non è lì stata sostanzialmente non è stata ritrovata al momento. morta accoltellata, quindi non si trova ancora questo coltello, quindi o è stato gettato in una zona lì adiacente e al momento non si trova, anche perché è passata poco più di un'ora e mezza, o questo coltello se lo è portato appresso quest'uomo sostanzialmente. Se l'è portato via direttamente? Possibile? È un'ipotesi più che plausibile. È possibile anche questa possibilità, questa ipotesi. Intanto noi vediamo un drapello, ecco, appunto, sempre di carabinieri, di inquirenti. Tutto è possibile. Sempre di carabinieri. Sì, sempre di carabinieri. Adesso, tra l'altro, siamo in attesa del PM per dare poi appunto per spostare il corpo, ma insomma ce ne vorrà. Adesso è entrato, avete visto, ripeto, il medico legale che sta svolgendo allora facciamo così, Vanessa, tu se puoi rimani con noi e intanto ti lascio chiaramente al tuo lavoro preziosissimo. Rimaniamo se possibile con le immagini di Renzo Rigon, quindi a capire quello che sta avvenendo. Con noi è rimasta, se non sbaglio, Elena Donazzan. Mi dica lei, Assessore, quanto può dedicarci del suo tempo, però immagino, ecco, non tantissimo ancora. Allora, saluto il nuovo ospite, poi vorrei ritornare da lei per una battuta conclusiva. Il dottor Mirko Casteller, psicoterapeuta. Buongiorno Casteller, mi sente? Buongiorno, scusate il ritardo, ma tra un paziente e l'altro qui
O Ci riesco a mancherebbe, fermarmi? io l'ho chiamata per avere degli strumenti di comprensione, perché abbiamo bisogno di strumenti di comprensione in questo momento, perché siamo di nuovo di fronte alla morte di una donna, di fronte a un femminicidio, siamo di nuovo di fronte a un uomo in fuga, perché al momento il killer risulta in fuga. Avete visto l'elicottero dei Carabinieri che ha sorvolato la zona, è atterrato adesso in località Spineda di Riese Piodecimo, ci sono dei rilievi in corso, ci sono gli uomini della scientifica in via Fornasette, insomma il quadro è quello di un omicidio, l'ennesimo. Dottor Casteller. Siamo ancora una volta davanti a una situazione paradossale che vive un territorio che non era abituato a vivere situazioni come queste. Qui c'è la presenza, è difficile avere degli elementi oggettivi, siamo proprio alle prime fasi, però sembra esserci ancora una volta un atto di sdoppiamento rispetto alla realtà e comunque di pazzia. Qui ormai è un fenomeno diffuso, qui si uccidono le donne come non fossero esseri umani. Questo è un messaggio forte che va dato e va dato sempre di più. Quindi gli strumenti quali sono? Lo comprenderemo chi è l'attore questa volta, perché qui ormai stiamo parlando di attori nell'azione. Chi sarà l'attore? Però è l'aggressività che muove. È l'aggressività, non ci sono dubbi che qui l'elemento è l'aggressività. Gli eventi scatenanti dell'aggressività li valuteremo successivamente, però qui c'è un uomo, sembra ci sia un uomo che ha ucciso ancora una volta una donna. Secondo me è bene chiamarlo maschio, non chiamarlo più uomo, cioè non dare una proiezione a questi soggetti di carattere umano. Qui siamo in presenza della mascolinità e la mascolinità esiste anche negli animali, non necessariamente negli esseri umani. Questo è quello che mi sento di dire brevemente con le prime informazioni che abbiamo. Ma possibile che alla fine del 2023 ci sia ancora questa aggressività così pronunciata, così folle? La sensazione è che la cosa stia peggiorando. Non è che più andiamo avanti con l'evoluzione umana, più l'uomo si distacca dagli istinti primari, scordiamocelo. Sono gli eventi collaterali che innescano i meccanismi di aggressività e probabilmente la società oggi sta dando dei messaggi molto forti sia all'uomo che alla donna nei quali si possono permettere di avere aggressività verso l'altro. Quali sono gli elementi che scatenano questo? Anche questo è da studiare, sono fenomeni completamente nuovi, soprattutto per un territorio come il nostro. Però è chiaro che qui ancora una volta un individuo, un essere umano, si sente legittimato di togliere la vita all'altro essere umano. E questo è. Dottor Casteller, so che ha veramente minuti contati, quindi io la ringrazio per questa sua prima analisi. Mi scusi ancora, certo. Avremo un ultimo messaggio, se è possibile darlo. Darlo. Questo è un'ulteriore testimonianza di come la relazione umana tra uomo e donna non sia più un elemento di senso della vita. Cioè non è più un elemento che dà senso e spessore alla relazione umana, quasi che ci sia un amore proiettivo, un amore interpretato attraverso una realtà parallela che è quella che si vede nei social. Qui dobbiamo smetterla, lo ripeto, l'essere umano deve comprendere che deve stare nella realtà, non vivere ancora una volta una situazione parallela come spesso noi vediamo nelle varie generazioni. Adesso io non so quanti anni abbia l'eventuale accusato, però anche questo sarà uno degli elementi da valutare. Un elemento generazionale. Grazie Casteller. Grazie. Torniamo magari ad aggiornarci con lei nel corso della giornata, proprio perché avere degli strumenti di comprensione in questo momento anche da parte di esperti della mente può esserci d'aiuto. Dico bene, Assessore Donazzan, abbiamo bisogno di capire. Competenze Arboit, perché tutti noi dovremmo provare a fare meglio il nostro ruolo per essere anche capaci di essere una comunità che educa, ciascuno nelle proprie disponibilità di competenze e di ruoli, perché sempre di più sta diventando ogni fenomeno che ci riguarda di devianza riguarda l'intera comunità. Non pensiamo che ci sia solo un aspetto a cui delegare magari
la correzione dei comportamenti, non possono farlo le forze dell'ordine da sole, non può farlo la scuola quando si tratta di ragazzi più giovani, non può farlo qualcuno, dobbiamo farlo insieme, anche se deve partire da una riflessione personale, come un po' la domanda che lei ha posto a me e che credo chiunque, guardando questa trasmissione, domani leggendo la stampa di nuovo purtroppo sulla vetrina nazionale, ci porremo la domanda: ma cosa sta succedendo? Un po' la domanda di senso che lei ha posto a me, ma anche a Casteller prima, per competenze. Sì, abbiamo bisogno di essere accompagnati, anche guidati nella comprensione. Ecco perché appunto anche noi, anch'io come assessorato alle pari opportunità, in particolare in questo senso, cerchiamo di fare questa riflessione con una delle massime esperte in materia e per dare qualche istruzione per l'uso anche alle comunità. Siamo tutti sentinelle, guardiamo con gli occhi, dobbiamo guardare anche con il cuore, cioè capire quando un comportamento, quando un elemento di fragilità, magari l'abbiamo per distrazione, non l'abbiamo visto, non abbiamo potuto ascoltare anche la voce di aiuto. Allora, Assessore Donazzanna, io davvero la ringrazio, la lascio ai suoi impegni, ci ha dedicato mezz'ora, grazie come sempre. Grazie a voi per il lavoro. E ovviamente per il lavoro che fate. Mi rendo conto sia difficile anche per lei, con il suo ruolo istituzionale, commentare in diretta notizie di questo tipo, però insomma dobbiamo farlo e insomma non possiamo continuare ad assistere a questa escalation, perché di fatto siamo di fronte a un'escalation e non è un termine giornalistico buttato lì, è proprio l'evidenza dei fatti che ci impone una riflessione. Grazie Donazzanna. Grazie a voi, buon lavoro. Ecco, queste sono le immagini che arrivano sempre in diretta da Spineda di Riese Pio X, dove è avvenuto questo ennesimo femminicidio. I carabinieri, l'elicottero dei carabinieri si sta per rialzare in volo, quindi avete visto prima l'atterraggio nei pressi dell'abitazione dove c'è stata la tragedia nel primo pomeriggio, nella tarda mattinata. Circa un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, l'atterraggio, adesso l'elicottero si sta rialzando in volo. Con ogni probabilità si sta perlustrando la zona, anzi si sta perlustrando la zona attorno all'abitazione per capire dov'è il killer, fondamentalmente della donna uccisa. Potrebbe essere ovunque, questo è il tema. Al momento non abbiamo certezze neanche sul fatto se sia ancora vivo o meno, perché, come ci diceva Vanessa Banzato, l'uomo è fuggito con l'arma del delitto, un coltello perché la 27enne è stata uccisa a coltellate. Anche qui le coltellate, la ferocia di un delitto si vede anche dalle modalità con cui viene perpetrato. Lo abbiamo visto con Giulia Cecchettin, 24 se non sbaglio, circa 24-25, i fendenti che avevano colpito Giulia Cecchettin, che poi era morta dissanguata, nessun fendente era risultato letale, ma la ragazza era morta dissanguata, quindi potete immaginare anche lo strazio di quella morte e la modalità feroce dell'omicidio, perché è giusto anche riferire nella cronaca questi dettagli per capire anche di che fenomeno stiamo parlando, perché finché ci troviamo di fronte a un caso singolo, ok, è un caso singolo, però quando questi casi e anche queste modalità operative continuano a susseguirsi nel tempo, capite bene che qualche interrogativo pesante bisogna porselo, ed è quello che chiede anche Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Federico Fusetti è sul posto, vediamo se mi sente Federico. Federico mi sente?
Federico, a te la linea, Sì, sei ti con sento, Simone Merlo, l'elicottero si sta alzando in volo. Sì, l'elicottero sta ripartendo, è rimasto qui una decina di minuti, non di più. Sono scesi degli ufficiali, dei carabinieri che si sono avvicinati ai militari già presenti sul posto, evidentemente un supporto anche tecnico, comunque insomma del personale particolarmente specializzato che ha raggiunto chi era qua già sul posto. L'elicottero ora si sta allontanando, proseguono i rilievi intanto davanti all'abitazione, questo è quello che vediamo in questo momento con diciamo la zona, come potete vedere anche voi, ovviamente transennata, e diciamo gli accertamenti tecnici che proseguono. Intanto qui si è formato davvero un capannello di molte persone arrivate, penso anche dai quartieri limitrofi, che sono qui ad aspettare notizie che potrebbero arrivare da un momento all'altro. Si attende anche l'arrivo del pubblico ministero, ovviamente, per avere poi un indirizzo più preciso da dare alle indagini. Ecco, Simone vi mostra l'elicottero che in effetti se ne sta andando, ha fatto un ampio giro attorno a questo quartiere, che è un quartiere piuttosto, diciamo, isolato tutto sommato di Riese Pio X, con case medio piccole, tutte distanti una dall'altra. L'elicottero aveva fatto già prima ampi giri sopra alle case prima di scendere qui dove siamo noi, e poi adesso che è ripartito ha comunque fatto degli altri giri, probabilmente comunque per verificare la situazione qui intorno, per vedere evidentemente le zone e le strade attorno alla villetta, alla bifamiliare in cui è avvenuto il femminicidio. Allora, Federico, mi dice Vanessa Banzato che ha un ospite, quindi ti chiedo magari di rimanere ovviamente collegato, perché il nostro racconto proseguirà per tutto il pomeriggio. C'è Vanessa, per caso? Chiedo alla regia, ringrazio Francesca Pezzo che sta coordinando tutta la parte tecnica. Grazie davvero Francesca Pezzo. Eccola, Vanessa Banzato. Sì. Vanessa. Sì, Cristian, ecco, io mi trovo assieme a Ines Pagnon, che tra l'altro conosce molto bene la famiglia di Nicola Scapinello, il compagno di Vanessa Ballan, una signora che, come un po' tutti qui in comunità, sono sotto shock per quanto è accaduto. Sì, siamo veramente basiti. Io tra l'altro conosco la famiglia di Nicola, è una famiglia di persone per bene, irreprensibili sotto ogni punto di vista. I nostri figli andavano a scuola assieme e questo ragazzino era molto vivace, ma non ha mai dato alcun adito, non ha mai dato spazio ad alcun tipo di lamentela. Un ragazzino vivace, ma per bene, a posto. La madre di Nicola l'ho vista recentemente, era molto felice per il fatto di essere diventata nonna, e quindi l'ho incontrata anche recentemente, una famigliola veramente a posto, per bene, insomma ero molto felice anche per loro. E siamo veramente sotto shock, perché ci sembra una cosa del tutto che non trova un resto recuperabile all'interno di un orizzonte di senso, perché è vero che i femminicidi, sempre dato e non concesso che di femminicidio si tratti, ci sono, però all'interno di un contesto del genere lo troviamo poco opinabile, insomma. Ecco, lei subito ha detto che appena saputo di quanto era accaduto, della morte di Vanessa Ballan, subito ha pensato che potesse essere stato il compagno. Sì, no, aleggiavano appunto queste voci. A noi sembrava forse più probabile si fosse trattato di un furto, di una rapina, qualche cosa, anche perché, ripeto, la famiglia è così per bene che non avremmo mai immaginato che potesse trattarsi di un atto di questo tipo, insomma. Certo è che pare che proprio la donna, Vanessa Ballan, abbia aperto alla persona che poi l'ha uccisa. Sì, quindi probabilmente lo conosceva. Probabilmente lei conosceva molto bene la persona che poi gli ha fatto Vanessa, del male. Vanessa, Noi ti chiedo solo un istante. Noi l'abbiamo saputo tramite appunto il telegiornale, e quindi la cosa sembrava appunto così
legata forse a qualche tentativo di effrazione. Avevamo saputo che un vicino di casa appunto aveva allertato il 118 e ecco. quindi... Allora Vanessa, io ti conosco ringrazio, bene torno da la te fra famiglia. pochissimo, torno da Vanessa Banzato fra pochissimo, perché c'è Luca Zaia, il presidente della Regione del Veneto. Luca Zaia al telefono. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, io non so davvero da che parte iniziare, perché ogni domanda risulta banale in questo frangente, però veramente siamo di fronte a uno stillicidio. Decisamente sì, penso che questo sia il caso con Vanessa Balan, 107ª o 108ª vittima, adesso ho perso il conto, in questo paese, 27 anni, un bimbo piccolo, morta accoltellata. Adesso cercheremo di capire, diciamo, dalle indagini e dal fatto che diciamo, sono ancora confuse le notizie, perché si parla addirittura di un secondo uomo, all'inizio si parlava di questo, adesso non si è capito se c'è, non c'è, insomma cercheremo di capire quale sarà poi a bocce ferme tutta la dinamica con le responsabilità. Certo è che è inquietante quello che sta accadendo. A me mi è venuto subito in mente pensare che Vanessa sicuramente ha seguito per un mese la vicenda di Giulia, avrà commentato questa vicenda senza sapere che la prossima vittima sarebbe stata lei. Ed è un'inquietudine, è un fatto orribile. Io spero che si aggiudichi alla giustizia quanto prima il responsabile, e sarebbe anche interessante capire qual è stata la dinamica e il movente di quello che è accaduto, ma per movente non intendo la giustificazione, intendo di capire cosa ha in testa sta gente, perché comunque è ingiustificabile, appunto, non ci sono parole. Certo è che c'è un bollettino di guerra ormai, un bollettino di guerra. Anche perché, Presidente, non so se conviene con me, qui parliamo di giovani, c'è un tema di aggressività e c'è un tema di aggressività anche tra le nuove generazioni, e quindi questo linguaggio della violenza che non appartiene a un passato fatto magari di determinati codici, appartiene anche al presente. Ma sì, guardi, la verità è che è il tema della difficoltà della gestione della sfera emozionale, e quindi spesso il prototipo di chi ammazza è un prototipo di una persona che comunque tutte le sue emozioni, che siano, diciamo, di successo o insuccesso nella vita, di relazioni non sentimentali ma con altre persone o sentimentali, hanno tutte una pessima diciamo, gestione, soprattutto se sotto pressione. E quindi non le so dire quale sia poi la storia di questo caso, però mi sento anche di dire, insomma, che i femminicidi non sono una caratteristica dei giovani. Cioè, i femminicidi stanno lambendo un po' tutte le fasce di età, dopodiché siamo davanti a persone sicuramente giovani, ma siamo già nell'ambito degli adulti, e stiamo parlando di una mamma di 27 anni con un figlio, dall'altra parte immagino di un uomo con almeno altrettanti anni, se non anche di più, perché non ne so niente, non so se voi avete notizie più definite, e quindi direi che il problema è un problema non generazionale, è un problema che attraversa tutte le generazioni. Dopodiché gli adulti, diciamo, rappresentano molto di più, diciamo, il tema dei femminicidi come responsabilità. Ciò non toglie che si debba fare un lavoro. Ad esempio anche in questo caso quali sono stati i segnali? Io non so dirle se la povera Vanessa Balan aveva fatto denunce, non so nulla, nel senso che poi nelle prossime ore capiremo anche se c'era stata una storia di avvertimenti, di segnali, di denunce o altro, o se tutto questo era rimasto all'interno della cerchia familiare dei muri di casa, e poi si è tradotto in questo accoltellamento che ha fatto perdere la vita. Presidente Zaia, lei in queste settimane è stato autore di tante riflessioni molto profonde sul caso di Giulia Cecchettin, è stato ai funerali, la vicinanza istituzionale della Regione del Veneto c'è stata tutta, lutto regionale, insomma diciamo che la comunità non è mancata nel supportare anche i familiari.
ma appunto lei dice c'è evidentemente una falla che in qualche modo ha bisogno di risposte, questo è il tema. C'è anche un tema di salute mentale. Vabbè, certo, c'è la gestione della sfera emozionale, perché un maschio arriva a ammazzare una donna e nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella quasi totalità, questa donna è un ex partner. Perché? Perché non si vive l'abbandono in maniera, diciamo, assolutamente problematica, perché c'è un senso del possesso che è oltre misura, perché c'è anche una difficoltà a gestire i propri sentimenti, perché davanti a un rifiuto di una partner che non ti vuole più per i piedi, mi passi sta immagine, c'è dall'altra parte evidentemente un uomo che è debole, che non è un uomo, che non sa gestire i propri sentimenti, non riconosce la libertà altrui e vive la relazione come una condizione di possesso. Qui guardi, io non so, magari voi avete più notizie, perché io mi sono perso, cioè non ho collegamenti con le agenzie, fra l'altro ero in riunione per le Olimpiadi, però posso dire che sarà utile capire se chi ha coltellato ha legami, non lo so, ripeto, non so la dinamica, ma certo. C'è un bambino di mezzo, è il genitore del bambino, non lo è, io non so nulla di questa storia qui. No, assolutamente, è tutto in evoluzione. Io per questo la ringrazio, magari ci aggiorniamo nel corso del pomeriggio. È impossibile fare delle considerazioni, l'unica considerazione che posso dire è che si aggiudichi quanto prima la giustizia anche questo disgraziato, e dopodiché ci stringiamo alla famiglia e faccio le mie condoglianze a quelle dei veneti. Grazie Presidente Luca Zaia, grazie anche per la disponibilità immediata nel risponderci. Allora, subito con Vanessa Banzato, perché purtroppo dobbiamo darvi un dettaglio allucinante. Vanessa, è da qualche decina di minuti Mi senti? Esatto, sì, che gira allora, questa voce, ma mi sa che hai avuto conferma. Quindi... Ho avuto conferma e tra l'altro adesso appena vado a recuperare Renzo Rigon, Vanessa Ballan era incinta di 3 mesi, adesso chiedo a Renzo Rigon se viene con me, perché tra l'altro la conferma ce l'ha data proprio una sua collega di lavoro, Sefora Longo. Buonasera, lei era collega di Vanessa Ballan, giusto? Sì, ero sua collega. Lei appena saputo la notizia è venuta qui? Sì, l'ho saputa e mi sono rimasta scioccata, infatti anche con il mio compagno e non potevo crederci, ho detto vediamo se è vero. Abbiamo fatto il giro, abbiamo visto un ammasso di gente, il carabiniere, ho detto wow. Vanessa Ballan aveva già assieme al suo compagno un bambino di 5 anni e adesso aspettava un altro bambino, era incinta di 3 mesi. Sì, non sono sicura di quanto tempo, perché però sì, si sapeva al lavoro che era andata via per maternità. Quindi era a casa adesso in questo periodo per maternità? Sì. Da quanto tempo è che non la vedeva? 3 settimane più o meno. E mentre era al lavoro non ha mai fatto trapelare, non ha mai accennato a qualche episodio magari di violenza di cui era stata vittima, o qualche magari screzio avuto con un altro collega, con qualche persona, o proprio direttamente con il compagno? No, è sempre tranquilla, solare. Lei, era sempre lei. Certo. Adesso immagino che sì, che siate tutti sconvolti, tutti sotto shock. Sì. Anche perché molti colleghi ancora penso che non sappiano della notizia, e io sono arrivata a casa da lavoro e mi è stato detto è stato un omicidio oggi, e sono andata subito a cercare e ho visto che era lei. Tra l'altro diceva anche proprio poco fa che il marito veniva a prenderla tutte le sere. Sì, non tutte le sere, però molte sere quando finivamo alle 7:30 c'era lui col bambino che l'aspettavano in macchina. Quindi una famiglia tranquillissima? Sì. E Vanessa Ballan, lei ha detto che era una donna radiosa, una donna solare. Sì. Come la descriverebbe oltre a questo? Molto simpatica,
ci faceva ridere un po' tutti, sì, aveva un bel caratterino. Sì. Non ci sarebbe mai pensato a una cosa del genere? No, mai. Mai pensato che qualcuno potesse aver così tanta cattiveria nei suoi confronti? No, mai. Mai. Cristian, insomma, hai sentito una vicenda tremenda. È un particolare che non è un particolare. Pensare proprio che la donna si... No, per niente. Pensare che appunto la donna era incinta, abbiamo sentito 2 o 3 mesi, ma questo... in quanti mesi fosse non importa proprio nulla, fatto sta che ecco, alla fine sono 2 le persone che sono state uccise in questa maniera così barbara, così tremenda. E adesso, ecco, ripeto, ci sono i carabinieri che stanno continuando, il medico legale è ancora dentro, non è ancora uscito dalla porzione di bifamiliare dove è avvenuto il dramma. Siamo in attesa, ecco, di capire anche proprio dalle stesse forze dell'ordine se riusciamo ad avere qualche dettaglio in più, qualche particolare in più per poter far luce su questa vicenda, su questo ennesimo femminicidio. Adesso al momento è ancora caccia all'uomo, l'elicottero, avete visto anche prima con il collega Federico Fusetti, l'elicottero si è alzato, adesso continuano le ricerche, continua a girare proprio in zona, lo si vede, lo si sente proprio sul cielo qui di Spineda, sta girando perché è caccia all'uomo, è caccia a questa persona che ha ucciso Vanessa Ballan e la creatura che portava in grembo. Al momento, Cristian, io ti ricederei la linea e come sempre appena ho novità ti faccio sapere. Assolutamente, Vanessa, ti ringrazio per questa tua corrispondenza non facile e in punta di piedi. C'è Stefano Marcon, mi dicono, Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, sindaco di Castelfranco Veneto, che è a pochissimi chilometri, confina con Riese Pio X, con Spineda. Soltanto questa mattina Stefano Marcon con il presidente Luca Zaia si trovava a parlare di salute, un importante step per la sanità trevigiana. Questa sera ve lo racconteremo, però questo non è il punto. Il punto, presidente Marcon, è che qui la Marca trevigiana, il Veneto, piange un'altra vittima, 2 vittime in questo caso, perché appunto questa ragazza era incinta di 3 mesi, lo abbiamo saputo ora, la notizia è confermata. Presidente. Guardi, si rimane esterrefatti e senza parole quando succedono queste tragedie. Mi hanno informato da pochissimo, tant'è che mi sono fermato a riflettere un attimo su quel che è successo. Le informazioni che mi sono pervenute è che appunto il compagno abbia trovato questa mamma in casa morta e che adesso le indagini sono in corso e speriamo che a breve si riesca a fare piena luce su questa ennesima tragedia che poi, avendo saputo che era anche incinta, diventa inenarrabile per certi aspetti. E il primo pensiero va ai familiari, va al bimbo che ha, il compagno, a tutti coloro che sono a piangere questa ennesima tragedia che colpisce la provincia di Treviso e rispetto alla quale credo che la cosa migliore da farsi in questo momento è non andare a fare tante altre considerazioni in attesa di capire bene che cosa è successo. Questo è il momento un po' dello sconcerto generale. Tra l'altro, Presidente, questo è un anno veramente difficile per la Marca trevigiana in particolare. Prima ho parlato di Annica Panfili a Spresiano, di Margherita Ceschin a Conegliano, ci sono stati diversi fatti di sangue. Forse questo è un anno atipico veramente per Treviso, per la provincia di Treviso. Più volte ne ho parlato recentemente anche con alcuni colleghi di Cronaca Nera. Abbiamo sentito le riflessioni poco fa dell'assessore regionale Elena Donazzan, del governatore Zaia pochi istanti fa. Lei si sente di aggiungere un tassello? Perché tutta questa violenza, tutta questa aggressività in un territorio
come quello trevigiano. Anche qui vediamo per l'ennesima volta una villetta, vediamo persone normali, cioè che potrebbero essere nostri parenti, nostri amici. Ancora una volta siamo catapultati in un incubo fatto di normalità, in attesa di tutti i dettagli che arriveranno probabilmente nei prossimi minuti, nelle prossime ore, con tutti i condizionali del caso. Però un interrogativo già ce lo poniamo. Come ha detto lei, è opportuno aspettare di capire esattamente che cosa è successo. Certo è che rimane questa ennesima tragedia, questo delitto nei confronti di una donna giovane, di una mamma e di una futura mamma, e questo è l'aspetto più tragico di questa vicenda puntuale, diciamo così. Bisogna capire, non lo so, si fanno tante congetture per capire come mai ci sia questa recrudescenza, questa difficoltà di relazioni, questa difficoltà nell'accettare qualche sconfitta. Molte sono le analisi che vengono fatte in questo periodo. Bisogna in qualche modo trovare un sistema perché passi la questione del rispetto reciproco. Il rispetto deve esserci a maggior ragione quando ci sono questioni che poi portano a rottura di relazioni, ammesso e non concesso che questo sia il caso, e mi sembra di capire di no. Però, ribadisco, è da comprendere fino in fondo il caso di Vanessa in questo caso, e poi fare delle riflessioni su che cosa noi tutti possiamo fare perché queste cose non accadano più. È una riflessione che abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo vissuto la tragedia di Giulia Cecchettin. C'è stata una grande sensibilizzazione di popolo. Questa è una tragedia al pari di quella, anzi forse peggiore, visto che ci sono anche delle creature che non vedranno mai la luce. Ribadisco che bisogna capire puntualmente che cosa è successo perché può condizionare alcune riflessioni che stiamo facendo adesso. Uso il condizionale perché è d'obbligo farlo. Assolutamente, fa benissimo Presidente Marcon. Lei ha già sentito o sentirà il collega Matteo Guidolin? Non ho ancora sentito perché, ribadisco, la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno durante una riunione con il telefono che scottava ormai dalle telefonate, e quindi lei è più fonte di notizie rispetto a quelle che ho avuto sinora, fatto salvo quel passaggio a cui facevo riferimento prima. Allora, Presidente, io la ringrazio davvero. Grazie Stefano Marcon, Presidente della provincia di Treviso e Sindaco di Castelfranco Veneto. Dicevamo, quello di oggi era un giorno importante per la Castellana, sul fronte sanitario, insomma, e invece nel primo pomeriggio la notizia ferale di questa ennesima tragedia, di questa ragazza uccisa a coltellate, Vanessa Ballan, incinta di 3 mesi. Questo è il dettaglio, che non è un dettaglio, è sostanza, che ci ha confermato poco fa la nostra Vanessa Banzato, intervistando un'amica e collega di lavoro che si è precipitata sul posto in via Fornasette a Spineda di Riese e Pio X, dove di nuovo c'è l'elicottero dei carabinieri, lo avete visto poco fa sempre in presa diretta, quindi le ricerche proseguono, probabilmente ci sono anche più elicotteri, al momento non so darvi delle certezze. È chiaro che si stanno vivendo anche attimi molto concitati per capire dove si trova quest'uomo. Al momento per l'appunto non abbiamo dettagli, non sappiamo dove si trova, non sappiamo per l'appunto se ha parcheggiato la macchina da qualche parte e ha proseguito la sua fuga a piedi, magari si è nascosto in qualche casolare, in qualche zona. C'è un'ampia zona di campagna in quell'area, siamo a cavallo tra le province di Treviso e quella di Vicenza, l'area del Bassanese. Vedete i carabinieri che si stanno scambiando delle informazioni.
per setacciare la zona, per capire dove si trova quest'uomo che è fuggito con l'arma del delitto, un coltello, perché per l'appunto la donna è stata accoltellata ferocemente sull'uscio di casa. Vedete che stanno scendendo anche delle persone, probabilmente questo elicottero viene utilizzato non solo per battere la zona, per capire dove si trova questo killer, ma anche per trasportare magari tecnici, medici che stanno confluendo in questa villetta di via Fornasette per le indagini del caso. È presente per l'appunto il nucleo scientifico dei Carabinieri. Io non so se c'è Federico Fusetti, se c'è Vanessa Banzato, se qualcuno in questo momento è collegato. Chiedo alla regia, mi sente qualcuno per caso? No, non mi sente. Forse mi sente. Se vuoi si collega Vanessa. Vanessa Banzato, ecco, la vedo, Vanessa sta prendendo posizione, probabilmente ha delle notizie da darci, sì, ecco, sì, la vedo vicina a un'auto dei Carabinieri. Vanessa. Sì, no, in realtà è soltanto un caso che si avvicina all'auto dei Carabinieri. In realtà, ecco, come hai appena detto tu, l'elicottero è appena atterrato, sta facendo e ha fatto al momento, poi sentivo che appunto stavano parlando i militari che sono al lavoro, che stanno cercando di capire, di trovare la persona che ha ucciso Vanessa Ballan e il bimbo o la bimba che portava in grembo, e appunto hanno fatto un lungo giro di perlustrazione su tutta la zona. Perché? Perché stanno battendo nello specifico quest'area, cioè l'area proprio sopra Spineda. Sono convinti, insomma, è accaduto poco fa, di conseguenza sono straconvinti che la persona non si sia allontanata più di tanto. Stanno battendo con più elicotteri, perché adesso se ne sta avvicinando anche un secondo, con più elicotteri tutta l'area appunto sui cieli di Spineda, la zona a cavallo tra le province di Treviso e Vicenza, ma ecco un'area abbastanza limitata. Ecco, una delle ipotesi, come hai accennato anche tu poco fa, è quella che la persona che ha ucciso Vanessa Ballan, la persona potrebbe aver abbandonato l'auto da qualche parte. Già diverso tempo fa, diversi anni fa, si verificò un episodio simile, ovviamente non un femminicidio ma il rapimento di una giovane di Fonte, senz'altro ve lo ricorderete, che allora era stato effettuato uno scambio di persone, uno scambio di identità meglio, perché i rapitori erano convinti di aver preso la figlia di un ricco imprenditore. In realtà poi era di una famiglia normalissima, il papà era un impiegato pubblico, di conseguenza era stato questo scambio di identità ed era stata portata la ragazza dai suoi rapinatori in un casolare proprio nelle campagne a cavallo tra Riese e San Zenone, un casolare disperso, così come ce ne sono tanti davvero. È possibile, i militari stanno battendo tutta l'area proprio per questo particolare, perché sono convinti che la persona non si sia allontanata così tanto come si potrebbe pensare, vista anche la vicinanza tra l'altro dell'orario in cui è avvenuto il femminicidio, è avvenuta la tragedia. E anche fuori dai microfoni, fuori dalle telecamere ci sono diverse persone che conoscevano magari soltanto i genitori, la famiglia di Vanessa Ballan o di Nicola Scapinello, il compagno di Vanessa Ballan, e quindi cercano veramente di capire se sia vero. Vengono qui per verificare se la notizia che hanno appreso, che stanno apprendendo, perché soprattutto sui social sta girando tantissimo, lo sai, lo vedi anche tu adesso che sei collegato in diretta, quindi te ne rendi conto anche tu di quanto stia girando sui social questa notizia, di quanto stia sconvolgendo ancora una volta un'intera comunità che non vuol dire soltanto il paese, la frazione di Spineda, ma vuol dire davvero l'intero Veneto è sconvolto da questa notizia. Non potrebbe essere altrimenti, Vanessa, diceva non potrebbe prima essere anche altrimenti. Certo.
Allora io ti ringrazio, E diceva Vanessa. prima appunto anche la donna che abbiamo... Prego, ti ho interrotto. Vai, Ci sentiamo Vanessa. dopo comunque. Ci sentiamo dopo allora, grazie Vanessa. Sì, no, ecco, no, che stavo dicendo appunto che la donna è che... Ok. No problema, ci ricolleghiamo fra pochissimo Vanessa, perché ovviamente siamo nel bel mezzo dell'ennesimo caso efferato, insomma lo avete capito, questa donna di 26 anni, Vanessa Ballani, incinta di 3 mesi, che è stata accoltellata sull'uscio di casa. Tra l'altro ci sono delle agenzie che parlano di diversi fendenti, quindi anche qui un delitto feroce. Mi ha raggiunto, lo saluto, lo ringrazio, Ferdinando Avarino, vice direttore di Media Nord-Est. Buonasera. Ciao Ferdinando, e do il benvenuto anche a Rachele Scarpa, l'onorevole Rachele Scarpa del Partito Democratico. Buongiorno Scarpa. Buongiorno. Allora, Ferdinando, guarda, siamo ancora qui. Esatto. È un copione che si ripete anche per noi. Sì, perché abbiamo nell'arco di pochissimi minuti organizzato la possibilità di raccontare purtroppo in diretta questo ennesimo dramma che ha sconvolto, e facevo alcuni ragionamenti mentre seguivamo questa diretta, perché ha colpito forse un po' tutti anche l'immediatezza, no, del dispiegamento di forze dell'ordine. Voglio pensare, ecco, mentre qui Francesca Pezzo, Alberto Piovesan ci ripropongono alcune immagini dei nostri colleghi, come sia stato immediato l'allarme scattato. È certo che si sta cercando appunto una persona, il presunto killer, come stiamo raccontando da ormai circa 2 ore in questa edizione straordinaria, e dicevo Cristian, voglio pensare che anche questa immediatezza e questo dispiegamento di forze sia in parte dovuto a quello che speravamo diventasse il miracolo di Giulia su tantissimi aspetti. Cioè, cosa intendo dire? Che il momento in cui arriva una chiamata di questo tipo, si è detto da quel famoso protocollo di nuovo intervento dei carabinieri in casi di allarme che possano riguardare donne, ci sia un intervento prioritario e ovviamente quanto mai immediato. E quindi abbiamo compreso bene come siano tutti dispiegati nel territorio alla ricerca di questa vettura del presunto killer. Una storia ancora tutta da comprendere, lo diceva poco fa in diretta con Antena 3 il governatore Luca Zaia. Ho già visto tantissimi commenti sui social, li citavi tu, di quanti già scrivono ma di questa vicenda, su questa vicenda non ci sarà la stessa eco, no, la stessa attenzione mediatica che abbiamo visto per Giulia Cecchettin, come se si dovesse fare 2 pesi e 2 misure, come se ogni dramma pesasse in maniera diversa. Sappiamo che c'è stata anche una reazione che aveva l'obiettivo di lanciare un messaggio. Purtroppo ancora una volta ci troviamo qui a dover raccontare il dramma che riguarda una giovane vita e la vita di una donna che non c'è più, tra l'altro mamma, tra l'altro incinta, quindi è un dramma inaccettabile ancora una volta. E quello che vedo come lezione spesso, che anche altri vogliono dare sui social a coloro che con stizza magari commentano tutto quello che purtroppo la cronaca ci consegna ancora in queste ore, è che prima bisogna provare un dolore come quello che ha provato Gino, che ha provato Elena, la famiglia di Giulia, così come quella di tanti altri, prima di sentirsi in dovere di commentare, pensare che la propria opinione in solitudine di cattiveria sia importante. Questo, voglio dire, abbiamo chiaramente nell'immediato garantito questa informazione, perché anche noi per primi siamo rimasti sconvolti da questa ulteriore tragedia. Dopo tutto quello, a maggior ragione, che abbiamo raccontato, vissuto, messaggi in diretta lanciati, commenti, no? E la grandissima commozione che ha rappresentato. È sconfortante. Esatto. È sconfortante. Sì, non c'è altra definizione.
e vedo che tutti fanno fatica a trovarne una differente. Speravamo in qualche maniera fosse servito, cioè quindi per ogni morte, e speriamo siano sempre di meno, ci dovrebbe essere tutto questo clamore, siamo tutti d'accordo, perché non è più accettabile. Ecco. Fra pochissimi istanti si collegherà nuovamente Federico Fusetti, ma prima appunto do il benvenuto a Rachele Scarpa del Partito Democratico, che ha diramato poco fa una nota di sconcerto, ma non rassegnazione. Scarpa. Guardi, buongiorno, innanzitutto mi dispiace rivederci in occasione di fatti così spiacevoli e così desolanti. Chiaramente la rassegnazione non ce la possiamo permettere, perché diciamo che la statistica dei femminicidi si sussegue in tutta la sua terribile regolarità, e i numeri sono quelli che ci aspettavamo in un certo senso. Se muore una donna ogni 3 giorni circa, vuol dire che prima di Natale ci sono ancora altri 2 femminicidi da attendersi. Io insomma capisco solo in parte chi critica tutto lo sgomento che c'è stato per Giulia Cecchettin, pensando che non ci sarà anche questa volta. La verità è che noi veniamo feriti tutte le volte da ogni femminicidio che succede allo stesso modo. Quello di Giulia ha sicuramente toccato fette più larghe di opinione pubblica, ma almeno per quanto mi riguarda lo sconforto è sempre lo stesso, ed è sempre anche molto difficile trovare delle parole che non assomiglino a quelle prima in questi casi. Veramente terrificante. Anche qui vorrei esprimere le condoglianze alla famiglia e agli affetti di Vanessa. La rassegnazione sicuramente non c'è, posso provare ad aggiornarvi sperando di non essere inopportuna su quelle che sono state le priorità che anche insomma come politica e come Parlamento abbiamo cercato di dare anche in questi giorni a riguardo sulla legge di bilancio. Ecco, se non sbaglio, Scarpa, sulla legge di bilancio forse l'unica cosa che ha messo d'accordo maggioranza e opposizione è stato il tema della violenza di genere. Sì, diciamo di sì, nel senso che in commissione al Senato le opposizioni unite hanno proposto di destinare l'intera loro dotazione, la dotazione delle opposizioni, che è di circa 40 milioni che si possono stanziare sotto forma di emendamenti in legge di bilancio, al tema della violenza di genere, trattando sia la prevenzione che la protezione in diversi ambiti. Posso anche elencarvi brevemente. Allora facciamo così, Scarpa, li elenchiamo fra pochissimo, perché devo dare la linea a Federico Fusetti e resti con noi, Scarpa. Federico, mi senti? Sì, eccomi, buongiorno, eccomi Cristian. Ecco, sei davanti all'abitazione in questo momento, se non sbaglio, con Simone Merlo? Sì, sono davanti all'abitazione con Simone Merlo. L'impressione è che sia arrivato il medico legale, perché sta parlando ora davanti all'abitazione e probabilmente lui prima di entrare. Poi altri aggiornamenti su quello che abbiamo visto con i carabinieri della scientifica, che abbiamo visto che hanno esaminato anche la parte esterna dell'abitazione. Non dimentichiamo che si è sempre in attesa del pubblico ministero per capire poi come muoversi e per capire quando Vanessa poi potrà essere portata via, con, dicevo, i carabinieri della scientifica che hanno compiuto un giro esterno, sempre nelle loro tute bianche, all'esterno dell'abitazione, una verifica evidentemente di quello che potrebbe essere anche la parte posteriore, dove ci sono comunque dei carabinieri che stanno, presidiando la zona, anche nella parte, ecco, grazie Simone, nella parte posteriore dell'abitazione. E poi avete visto l'elicottero già 2 volte si è
posato qui vicino, c'è uno spazio verde e libero. L'impressione anche in questo caso è che il comandante dell'elicottero, quindi i componenti dell'equipaggio, siano venuti qui per aggiornare su quello che hanno visto dall'alto, perché continuano a operare giri concentrici sopra il territorio, quindi sopra la zona di Riese dove ci troviamo, e l'impressione è stata questa, perché ovviamente bocche cucite da parte dei carabinieri, però l'impressione è che l'equipaggio sia venuto per 2 volte ad aggiornare sul ricognizione dall'alto che è stata fatta. È stato appunto spiegato cosa si è visto e poi il comandante è tornato a bordo dell'elicottero e sono ripartiti, rimanendo comunque non lontani da questa zona. Adesso non lo sentiamo più, però fino a poco fa insomma c'era sempre il rumore dell'elicottero, quindi a testimonianza del fatto che evidentemente c'è la ricerca in corso ed è fatta in un'area non troppo lontano da qui. Ecco, mi sembra di aver visto che a questo punto quello che crediamo sia il medico legale sia entrato in casa. Dimmi, Cristian. No, Federico, sto Ferdinando, ma anche perché tra un po' calerà il buio, quindi sarà anche più complesso garantire queste operazioni di ricerca. Esatto, quindi probabilmente stanno cercando proprio di affrettare i tempi per questo motivo. Infatti l'elicottero in entrambi i casi, quando è atterrato qui, è rimasto non più di 10 minuti, c'è il tempo di spegnere, così in maniera molto banale, spegnere il motore, equipaggio che scende, va a rapporto, comunque si confronta con gli ufficiali dei carabinieri che sono qui e poi ripartenza immediata. Quindi questo è giusta la tua osservazione, questa testimonianza del fatto che qui già il sole sta andando dietro le case, quindi non manca molto al buio, certo. Grazie Federico, ovviamente teniamo aperta una finestra su di te, sei con Simone Merlo, ringrazio anche Simone Merlo. Vanessa Banzato con Renzo Rigon sta sentendo le persone vicine alla famiglia. Poco fa questa amica, collega di lavoro, l'Eurospin, che ha confermato che Vanessa Ballan era incinta di 3 mesi. Non è accertato al momento, non è accertato, questo è il linguaggio, è la nota poi riferita anche alle agenzie, che al momento del delitto nella casa ci fosse anche il figlio della coppia di 4 anni. Quindi anche questo è un dettaglio che non è un dettaglio, lo capiremo nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Intanto questa, grazie Francesca Pezzo dalla regia, è l'apertura dell'Ansa.it. Il Trevigiano e il Veneto ritorna purtroppo nel cuore della notizia, tra le prime notizie a livello nazionale e non con una buona notizia. Sindaco Mario Conte ci ha raggiunto in studio, qui con me c'è sempre Ferdinando Avarino, vice direttore di Media Nord-Est, collegata Rachele Scarpa del Partito Democratico. Sindaco Conte, lei è anche presidente dell'ANCI, l'associazione dei comuni, rappresenta tutti i sindaci del Veneto. Sì, sono notizie queste, così come ogni qualvolta succede un femminicidio. L'ultimo clamoroso è stato quello di Giulia Cecchettin, però la media purtroppo continua inesorabile. Ogni 3 giorni una donna viene uccisa da un uomo e credo che ogni giorno è sempre più tardi nel fermare questa che è una strage continua. È evidente che c'è una questione culturale che va affrontata con grande serietà, con grande determinazione a tutti i livelli, dai livelli istituzionali ai livelli sociali. Ci vuole una reazione di comunità per capire anche cosa c'è alla base di questa violenza che porta addirittura all'ennesimo femminicidio. Sono notizie davvero sconcertanti, che lasciano senza parola, che lasciano l'amaro in bocca e generano anche rabbia, francamente, perché adesso è difficile immaginare i motivi di questo ennesimo femminicidio, ma non c'è un motivo che possa giustificare così tanta e tale violenza. Quindi davvero io sono sempre per il rispetto, questa è la fase del dolore e del rispetto nei confronti della vittima e dei suoi familiari. Dopodiché giustizia deve essere fatta, però noi istituzioni dobbiamo interrogarci sul perché continuano a succedere queste cose. Ma lei si è dato una risposta?
Ma è difficile, credetemi, è veramente difficile capire cosa scatta nella testa e nella mente di un uomo in questi momenti. È evidente che manca completamente la lucidità, però temo che sia una questione culturale molto più profonda. Insomma, Prima i numeri... il presidente Zaia parlava di una fragilità diffusa. Certo. Sì, è evidente, c'è un periodo particolarmente complicato da un punto di vista sociale che poi sfocia in modo assolutamente ingiustificato in questi episodi. Allora forse dobbiamo preparare la nostra comunità in modo più attento con l'educazione all'affettività, imparare anche ad accettare e assimilare i fallimenti della vita come sono sempre successi, ma vedere questi episodi ti interrogano, ci interrogano, e credo che ognuno di noi debba essere protagonista di un esame di coscienza. Ovviamente io non voglio che si divida la comunità tra uomini e donne, donne contro uomini, uomini contro donne. È altrettanto vero che una riflessione profonda va fatta. Allora, Vanessa Banzato, mi senti Vanessa? So che ti trovi con un'amica di Vanessa Ballan. Vanessa Banzato. Quella disponibile, quella che... Vanessa forse ancora non mi sente, ma c'è questa signora fra pochissimo si collegherà con noi. Ti sento. Mi senti Vanessa? Eccoti. Sì, ti sento Cristian. Questa signora conosceva bene Vanessa Ballan, tra l'altro era una sua cliente nel negozio, giusto? Sì, lei faceva la cassiera, io andavo là come cliente, però è nata, sai, quella cosa che buongiorno, poi siamo passate, magari come stai, come va la vita. Era sempre una ragazza serena, una ragazza gentilissima, una ragazza che veramente un angelo, cioè aveva sempre quel sorriso, cioè, non l'ho mai vista turbata. Poi facevamo anche le battute, cioè come va, si tira avanti, oppure dai tesoro, cioè non mi ha mai detto niente di che, cosa fai di sabato? Facevo, vado a casa, ho 3 figli, mi fa, stai sempre di corsa. Oppure se mi mancava un prodotto era sempre disposta ad andare a vedere magari se c'era in offerta, oppure che mi serviva un prodotto che non lo trovavo, mi indicava il riparto. Ma era una ragazza che io ti giuro sono rimasta veramente scioccata, perché non era solamente un rapporto cliente e cassiera, era nata quella cosa, quasi un'amicizia. Cioè ogni volta che la vedevo, oppure che passavo solamente a prendere una bottiglietta d'acqua, era là alla cassa, io pure se c'era un'altra cassa facevo le 2 parole con lei, e lei era sempre serena, cioè non lo so cosa è successo. Cosa può essere successo secondo lei? Non abbiamo mai parlato della sua vita, però lei era, cioè non la vedevi che era nervosa, che era, io avrò vista un mesetto fa, ma 15 giorni fa, cioè quando vado ogni volta che la trovavo era una ragazza che non, facevamo le solite chiacchierate d'amiche, ciao come va tutto, nel frattempo che mi faceva il conto. Io le solite domande, tu come stai? Sì, bene, lei come stanno i bimbi? Io sempre, guarda, tra calcio, tra pallavolo, lei mi fa, mamma mia che mamma, corre sempre. Io, ciao tesoro, ciao amore. Era questo qua il nostro saluto, ciao tesoro, ciao amore. Una cliente a una cassiera. Per me era un'amica, non era la cassiera, perché ero contenta, felice. Quando la vedevo là alla cassa, perché era una ragazza... C'è tanta tristezza. No, io guarda, sinceramente sono appena tornata dal lavoro, me l'ha detto mio figlio, sono andata a prenderlo a scuola, ho visto la foto subito, veramente sono incredula, a parte che il paesino è piccolo, poi una cosa del genere, a una ragazza nessuno si merita questa fine. Nessuna, ti dico sinceramente, non si merita questa brutta fine perché non se lo meritava. Tra l'altro ha saputo che Vanessa Ballan era incinta in 3 mesi. Che non l'ho vista perché ho cominciato il lavoro, quando andavo a far spesa magari non la incontravo, però quando la vedevo c'era sempre quella cosa, eravamo amiche anche se non ci frequentavamo. Sì, certo. Mi dispiace, do le condoglianze alla sua famiglia, mi dispiace tantissimo e spero che queste, ti dico sinceramente, non ho parole, veramente sono rimasta come se avesse perso veramente un'amica dal cuore, perché è una ragazza che non si merita questa fine, a parte che nessuna donna dovrebbe meritarsi questa fine. Basta. Ecco, Cristian, hai sentito? C'è davvero tanto dolore, insomma. Vanessa Ballan ha lasciato un grande vuoto, ecco. Allora, sì.
Questa famiglia che adesso è precipitata in un dolore insopportabile, inaccettabile, no? E che magari in questo lungo mese e mezzo ha anche seguito, si è emozionata, ha discusso di quello che è stato il dramma della famiglia di Giulia Cecchettin, e ripeto, oggi senza magari purtroppo, si trova precipitata in questo stesso dolore. Poi hai visto le foto, no? Di loro due giovanissimi, proprio due ragazzini ora travolti da questa tragedia. Lei non c'è più. E poi aggiungo ancora una riflessione, che è questa sorta di rito partecipato che diventa, no? Quindi le amiche che si sono precipitate lì per capire, altre persone o conoscenti che vanno a portare la propria testimonianza di una ragazza, un angelo, no? Molto apprezzata, stimata, sempre sorridente. Poi dobbiamo immaginare che stesse vivendo, no? Anche il periodo della gravidanza, come sempre quando sei un po' sospesa, lo è per l'uomo, figuriamoci per la donna, no? In una gioia, in un momento in cui sei ovattato, anche resistente al dolore, perché stai vivendo il miracolo della natura. Quindi insomma è veramente un dramma sino adesso inspiegabile, perché ho sentito alcune amiche o ragazze, insomma, che dicevano lì sul posto del microfono di Vanessa: abbiamo pensato anche a una rapina, no? Qualcuno inizialmente diceva, si pensava a questo, perché ancora... stiamo raccontando, come dicevamo poco fa, i tanti furti e tanti episodi di cronaca, di reati predatori, reati contro il patrimonio, e quindi all'inizio si può pensare anche ad una rapina finita male. E questo era, diciamo, all'inizio forse l'ipotesi più così, che si rincorreva di più, però la modalità è molto strana. C'è un uomo per l'appunto in fuga, un uomo probabilmente di Altivole, e come vi stanno raccontando Federico Fusetti e Vanessa Banzato, le ricerche si stanno concentrando in questo lembo di Marca, in realtà tra la Marca trevigiana e l'area bassanese, tra Treviso e Vicenza. Si stanno visionando anche i casolari della zona. Siamo in aperta campagna, siamo vicini poi anche a Castelfranco Veneto, quindi è una campagna urbanizzata, e chiaramente le ricerche sono in corso e sono ricerche meticolose. 2 gli elicotteri soltanto dei carabinieri che stanno sorvolando l'area in questo momento. Però una cosa sembra certa: le ricerche si stanno focalizzando, concentrando in questa zona e non in altre. Allo stato attuale non risultano posti di blocco, per intenderci, in altri luoghi del nord-est. Ma vorrei una tua riflessione, poi passo a Scarpa e al sindaco Conte. Qui continuiamo a parlare di tragedie che affondano in una normalità spiazzante. Cioè, vediamo questi volti. Vanessa con il compagno, giovanissimi, sposati da tempo, con un bambino di 4 anni. Sono volti puliti, sono volti che ci assomigliano, no? Perché anche di questo abbiamo parlato con Giulia Cecchettin. Di una giovanissima famiglia, esatto, che ormai è una rarità anche, no? Cioè riuscire a trovare una propria stabilità e formare una famiglia da giovani, no? Quindi è chiaro, e questo è anche forse il motivo per cui allo stesso tempo ci siamo sentiti, e lo dico di tutti, molto più coinvolti, no? Anche in quello che abbiamo vissuto, raccontato, e ripeto, vorrei che avessimo davvero le antenne ritte, a maggior ragione da quello che abbiamo definito il miracolo di Giulia, speravamo lo fosse, cioè da quella cesura, quella tragedia in poi, in modo che ci sia una massima attenzione e quindi una sensibilità più accesa su drammi e rischi, ecco, perché dovremmo riuscire a fermarci ai rischi e quindi produrre una cultura ben diversa. È vero, come dici tu, che se da quello che si dice fino ad adesso le coltellate sono diverse, ecco, di più non sappiamo, di solito nella criminologia si nasconde comunque una conoscenza, ecco, quindi, o una rabbia sfogata.
Ben diverso appunto sarebbe una coltellata per riuscire ad assicurarsi la fuga in caso di rapina, ecco, come potevamo immaginare addirittura nei primi momenti. Da quello che sappiamo, il compagno, il marito giovanissimo appunto di Vanessa, era al suo fianco, al fianco del corpo privo di vita, sotto shock, e appunto da lui, come da ricostruzione credo di aver capito del vicino, si è individuato la figura di una terza persona in fuga. Assolutamente, no? E siamo in quel frangente in cui cronaca e analisi si fondono, certo, e si confondono. E Rachele Scarpa, prima l'ho interrotta, lei stava sintetizzando le misure contenute in finanziaria, perché dicevamo maggioranza e opposizione non hanno trovato la quadra su tanti temi, ma sulla violenza di genere, forse sull'onda, anzi senza forse, sull'onda di Giulia Cecchettin, hanno approvato una strategia condivisa, perlomeno dei finanziamenti. Ecco, ci stava spiegando questo. Sì, no, strategia condivisa. Adesso per correttezza anche verso il lavoro fatto dalle... Oh, mi sentite? Sì, prego, prego. Ok, scusate. Anche per correttezza verso il lavoro svolto dai colleghi dell'opposizione, cioè, devo puntualizzare che è una proposta delle opposizioni quella di stanziare la loro quota di 40 milioni in legge di bilancio, tutta sulla violenza di genere. La maggioranza ha votato a favore di questa proposta. Ovviamente mi sento anche di dire nel provvedimento votato 2 settimane fa, insomma poco dopo la vicenda di Giulia Cecchettin, il cosiddetto DL femminicidi, che metteva in campo e rafforzava le misure di prevenzione secondaria, non era stanziato un euro. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, senza anche perderci nella rivendicazione stretta di alcune battaglie politiche. Però insomma sono orgogliosa anche di far parte di un'opposizione che ha richiesto e ottenuto di stanziare tutta la sua quota in misure per la prevenzione della violenza di genere. Che altro dire? Su questo sono d'accordo anche con quello che diceva il sindaco Conte. Evidentemente serve una presa di coscienza anche di natura più culturale, deve affondare chiaramente le basi in una solida proposta che dobbiamo metterci al più presto a fare di educazione all'affettività. Ora io non so se l'ho letto da qualche parte o se sto riportando appunto notizie lette con superficialità, ma avevo visto un articolo che riportava che questa terza persona potrebbe essere l'ex di Vanessa. Non ne sono sicura, quindi non so neanche quanto commentare la cosa, appunto temo di mischiare analisi con cronaca, però se dovesse essere confermato a me sembra, cioè io me lo spiego come la cultura del possesso nelle relazioni. E qui ritorniamo ovviamente a un tema che pensavamo di aver svolto in questo ultimo mese, e invece è un tema apertissimo, per il quale, giustamente dice Scarpa, servono strumenti, e gli strumenti in qualche modo adesso ci sono in parte con questa legge finanziaria. Immagino, Scarpa, non so se magari siete già entrati nel dettaglio, poi parte di questi finanziamenti arriveranno sui territori, quindi agli enti locali, e qui investo anche il sindaco Mario Conte, perché poi queste politiche per la parità di genere, o comunque contro la violenza di genere in primis, poi per tutte le azioni positive in materia di parità di genere, devono passare per i servizi sociali, per i comuni, per le ULSS. Questo è il tema. Devo dire che i comuni, attraverso le varie commissioni pari opportunità, che sono sia comunali che provinciali che regionali, in realtà hanno da tempo cominciato un lavoro di sensibilizzazione importante. È ovvio che a fronte di questi episodi sembra quasi tutto inutile il lavoro che è stato fatto, ma inutile in realtà non lo è. Io voglio ringraziare davvero tutte quelle persone che quotidianamente si impegnano, associazioni del terzo settore, si impegnano proprio per divulgare la cultura del rispetto tra le persone, e quindi episodi come questo ci devono richiamare a fare ancora di più, cioè non dobbiamo arrenderci a questo tipo di episodi che sono drammatici ovviamente nella violenza e concettualmente, perché giustamente la dinamica del possesso non deve più esistere, che sia uomo-donna o donna-uomo, però ci vuole la dinamica del rispetto tra le persone. Cioè, sembra davvero quasi banale dire che dobbiamo vivere rispettandoci, evidentemente
c'è ancora qualche sacca di ignoranza o qualche sacca culturale che fa fatica ad accettare questo tipo di riflessione, cosa che invece è sacrosanta. Lo diceva, mi richiamo un attimo anche le parole del Vescovo Michele proprio di questi giorni, proprio ieri in occasione degli auguri portati in Camera di Commercio parlava esattamente di questo, che non esiste la politica e l'idea del possesso tra le persone, deve esistere soltanto l'idea del rispetto reciproco, che è alla base di tutto e che si manifesta anche attraverso i piccoli gesti, che qui deve vederci davvero tutti uniti, anche banalmente dalla violenza che può essere verbale, con una battuta poco simpatica o volgare che magari apparentemente può far sorridere, in realtà può anche ferire molto. Quindi ognuno di noi ha una responsabilità importante in questa società e dobbiamo chiederci se episodi come questi sono davvero estranei alla nostra vita. Ognuno di noi deve farsi un sano esame di coscienza per capire davvero se ognuno di noi vive nel rispetto per le altre persone. Questo è un interrogativo che dobbiamo porci anche con una certa urgenza. Io so che ha degli impegni, Sindaco, quindi per il momento la ringrazio e la saluto. Grazie a voi, un saluto anche all'onorevole Scarpa che è collegata. E dall'onorevole Scarpa vado fra qualche istante, ritorno fra qualche istante, però c'è Federico Fusetti che mi chiede la linea perché ci sono delle novità. Federico. Sì, Cristian, novità e conferme nello stesso tempo. C'è stato il sopralluogo del comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso all'interno della villetta, chiamiamola così, comunque insomma della bifamiliare che Simone vi sta mostrando. Pochissime parole all'uscita, però allora la conferma che il compagno non era in casa al momento dell'aggressione, è arrivato in un secondo momento ed è lui insieme al vicino di casa che ha dato l'allarme ai Carabinieri. Quindi questa è la prima notizia importante che arriva. Compagno, a differenza insomma da quello che si era detto, che non era in casa al momento dell'aggressione. La seconda novità, o comunque la seconda notizia, è che le ferite sono concentrate tutte sul torace. Questo ci ha detto il comandante provinciale della povera Vanessa. E la terza notizia è che alla domanda se si sta cercando anche un secondo uomo, diciamo così, ha detto il comandante che sono aperte tutte le ipotesi. Ha fatto capire che anche questa è un'ipotesi che stanno percorrendo, cioè che ci sia un'altra persona che al momento stanno cercando. Poi ha detto, insomma, vi diciamo sempre se possiamo qualcosa. Alla fine insomma, queste sono state le notizie che ci sono state date, che insomma un paio di queste direi sono anche abbastanza importanti. Assolutamente. Mentre vediamo alle tue spalle, Federico, gli uomini della scientifica che continuano ovviamente a entrare e uscire dalla villetta, perché significa che non è ancora chiusa nemmeno questa parte di indagini, che i rilievi sono ancora in corso. Evidentemente no, sì. Esatto, tra l'altro i rilievi, come dicevo Cristian, sono stati fatti per un certo punto del pomeriggio anche all'esterno della villetta, e forse ancora ora, adesso vedo che si stanno dirigendo i carabinieri anche all'esterno, quindi forse insomma come dicevi sono da completare questi rilievi. Credo che all'interno ci sia il medico legale, poi c'è sempre diciamo la fase in cui dovrebbe arrivare o comunque dovrebbe dare il via libera per appunto spostare di qui il corpo di Vanessa, che dovrebbe arrivare dal pubblico ministero. Sì, c'è un po' di movimento in più adesso attorno all'auto degli investigatori, o perché i rilievi sono terminati e quindi si stanno liberando dalle tute, che potrebbe essere, anzi mi sembra che questa sia un po' l'ipotesi, si stanno spogliando, sì, si stanno togliendo l'attrezzatura tecnica, i carabinieri del reparto investigazioni, e probabilmente poi
a questo punto potrebbero esserci fra poco anche novità per quello che riguarda, diciamo, la parte conclusiva di questo drammatico pomeriggio. Mentre appunto sul fronte della fuga e delle ricerche di quest'uomo non ci sono novità, non ci sono movimenti. No, su questo non ci sono movimenti. Abbiamo detto prima un paio di volte l'elicottero è atterrato qui e la nostra impressione è stata che sia atterrato per aggiornare proprio sulle ricerche, per dare aggiornamenti su quello che è stato visto dall'alto, e poi, come faceva giustamente notare il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, qua ormai sta facendo quasi buio, e quindi la parte, diciamo, di controllo dall'alto, quindi di perlustrazione e ricognizione dall'alto fatta con l'elicottero, fra poco dovrebbe volgere al termine, perché qui tra una ventina di minuti, immagino, non ci sarà più luce. Ecco. Le televisioni stanno, come noi eravamo già qui, ma altre televisioni stanno arrivando e stanno concentrandosi proprio davanti alla villetta, proprio perché evidentemente si sta completando la parte di rilievi scientifici che sono stati fatti per un periodo lungo, insomma almeno un paio d'ore se non di più, e questa parte dovrebbe essere ormai quasi conclusa. Anche tutti gli altri militari che erano attorno alla villetta a presidiarla si sono avvicinati qui, quindi probabilmente si sta facendo un briefing anche tra le forze dell'ordine per quello che riguarda l'attività da completare qui. Sono arrivata anche un'altra auto dei carabinieri che si è avvicinata, probabilmente per caricare o scaricare altro materiale, mentre prima abbiamo visto uscire di casa, ma non c'è stato possibile avvicinarla, una signora che abita nella parte destra della villetta, e poco dopo anche un uomo, il vicino ovviamente, che a questo punto probabilmente è proprio quello che ha anche insieme al compagno, come vi abbiamo detto, dato l'allarme, perché, lo ripeto, come ho detto in apertura di collegamento, c'è stato confermato che il compagno di Vanessa non era in casa al momento dell'aggressione, ed è stato poi lui che è arrivato in un secondo momento a dare l'allarme insieme Federico, al vicino di casa. Perdonami, all'interno dell'abitazione c'era o non c'era il bambino di 4 anni, figlio della coppia? Si è capito questo? Non lo sappiamo, questo perché non lo sappiamo. Ancora non si è capito questo? Questo non si è capito, no. Non abbiamo conferme. E al momento non si sono visti familiari della coppia, no. Perlomeno non sono lì in questo momento. No, esattamente, è così. Ci sono amici, conoscenti, confermo. quelli che abbiamo anche sentito con Vanessa Banzato, ma appunto non ci sono familiari. Esatto. E in questo momento non stanno parlando, se non sbaglio, non stanno parlando nemmeno i vicini di casa, che probabilmente sono a disposizione dei carabinieri a sommare informazioni. Esattamente. È così, infatti immaginiamo sia una coppia, perché abbiamo visto una signora andarsene in auto, è stata fatta uscire dai carabinieri che l'hanno accompagnata fino, diciamo, al limite del cordone di sicurezza, poi se n'è andata con la sua auto, e poi abbiamo visto un signore che usciva dalla parte destra della villetta, ha camminato, è rientrato in casa e poi deve essersene andato definitivamente. Quindi, come dici tu, probabilmente sono entrambi a disposizione, o magari si sono recati in qualche ufficio per una deposizione. Sono le 16:45 a Spineda di Riese Pio X, sta calando l'imbrunire, lo vedete alle spalle di Federico Fusetti. Federico, io tornerei da te fra poco, ti ringrazio per tutti questi aggiornamenti puntualissimi che ci consentono di ricostruire quello che è successo nel primo pomeriggio, nella tarda mattinata in quella villetta. Vicini di casa che per l'appunto non si vedono al momento, per il semplice fatto che sono a disposizione dei carabinieri a sommare informazioni. È chiaro che in questo momento, in questa fase 2, sono le priorità. La prima, cristallizzare la scena del crimine; la seconda, trovare il killer che si è dato alla fuga. Di questo killer si sa poco
o nulla, nel senso, perlomeno ufficialmente è un uomo della zona, è un uomo del posto, questo lo abbiamo capito, che si sarebbe dato alla fuga sia a piedi che in macchina, una modalità mista, e si sta setacciando la zona, si sta battendo la zona palmo a palmo per ritrovarlo. È ancora vivo? È armato? È ancora armato? Ha con sé l'arma del delitto che non si è ritrovata al momento? Così perlomeno ci dicono gli inquirenti, queste sono le notizie che noi abbiamo. È chiaro che alcune vengono comunicate in tempo reale, altre invece vengono coperte. È ovvio che sia così, quindi noi stiamo procedendo per gradi, stiamo procedendo per ipotesi. Non so se è rimasta, mi scuso, ma comprende sicuramente la situazione l'onorevole Rachele Scarpa. Stiamo alternando la cronaca all'analisi, onorevole Scarpa, però il suo punto di vista è fondamentale, anche perché lei da quando è alla Camera si sta occupando veramente, questo lo possiamo dire in maniera molto franca, di diritti, di inclusione e anche di parità di genere. E la cronaca e l'analisi politica qui devono in qualche modo procedere anche di pari passo, se vogliamo davvero evolvere nel pensiero, evolvere nella cultura ed evitare che queste tragedie si ripetano con questa cadenza. Certo, ma io penso che forse la cosa più utile che possiamo fare in questo momento è anche cercare di evitare di commentare questo specifico caso di cui non abbiamo ancora i dettagli, insomma, anche per evitare di fare speculazioni e riportare la discussione appunto su un binario politico di quale deve essere il nostro intervento e dunque la responsabilità che anche nelle istituzioni ci si prende nel prevenire, perché questo è ciò su cui noi possiamo principalmente intervenire. Strumenti per la prevenzione ce ne sono molti, richiedono ovviamente investimenti ingenti. C'è la prevenzione primaria, che è quella appunto che va fatta su un piano culturale, su un piano educativo, per evitare che i semi della violenza e quindi poi della violenza mortale si instillino nelle nostre teste sin dai primi anni, da quando siamo più piccoli, ed è anche una questione di come abituiamo i bambini sin da piccoli a pensare all'amore, alla sessualità, alle relazioni. Per questo è centrale il ruolo dell'istruzione, ma poi c'è anche la prevenzione secondaria, su cui possiamo fare tanto, che è quella di presa in carico delle donne che fanno una denuncia e di quella che deve essere l'adeguata risposta di tutti gli operatori che vi entrano in contatto. C'è stato, insomma, possiamo fare tanto per quanto riguarda il problema che molte donne a volte denunciano o cercano di mettersi in contatto con un'autorità e vengono sminuite, non ascoltate, l'intervento è sempre tardivo, a volte è troppo tardi. Su questo possiamo fare molto, mettendo in campo formazione per gli operatori delle forze dell'ordine e per gli operatori giudiziari. Possiamo aiutare finanziando i centri antiviolenza e aumentando quelli che sono i presidi sul territorio, dove una donna, se ha bisogno, sa che può trovare immediata assistenza. Possiamo investire su misure come il reddito di libertà, che aiuti le donne vittime di violenza e magari anche violenza economica e quindi costrizione con un partner ad andarsene, a emanciparsi. Possiamo fare molte cose. Mi sembra appunto evidente anche dagli ultimi risvolti della discussione in Commissione Bilancio che laddove si vuole, laddove anche l'urgenza della cronaca ti spinge a farlo,
si possono trovare dei punti di incontro. Penso che sarà importante continuare a farlo anche al di là della mossa, diciamo, estrema che hanno fatto le opposizioni a questo giro, ovvero distanziare tutta la loro quota su questo importante tema. Allora, perché la Scarpa, costanza io è tutto. la ringrazio. Abbiamo capito che qui adesso la politica davvero deve fare rete. Sì. Questo è il tema. No, mi sembra evidentissimo, perché tutto ciò che abbiamo fatto finora non è bastato. Ovviamente non davo neanche per scontato che il cambiamento arrivasse da un giorno all'altro, ma per me dobbiamo sempre sentirci coinvolti come se fosse troppo poco tutto ciò che stiamo facendo, finché veramente non vedremo un diminuire di questi numeri che sono spaventosi e che continuano con una frequenza impressionante. Dovremmo sempre ragionare come se non stessimo facendo abbastanza. Grazie Rachele Scarpa, grazie davvero onorevole e buon lavoro. E Vanessa Banzato mi sta aggiornando, mi dice che è arrivato il sindaco di Riese, Matteo Guidolin. Non so se per caso Vanessa mi sente, vedo che fa sì con la testa, quindi mi senti, Vanessa? Allora, Sì. Ti sento. È arrivato Matteo Guidolin, il sindaco di Riese Pio X, infatti lo vedete che adesso sta parlando appunto con i carabinieri, per cercare di capire anche poi appena viene vicino cercheremo senz'altro di fargli fare un commento su questa tragedia, questa ennesima tragedia. Abbiamo saputo che fortunatamente il bimbo di 5 anni, il figlio di Vanessa Ballan e del compagno Nicola Scapinello, era all'asilo quando è accaduto il femminicidio, quindi non era in casa, non ha assolutamente assistito a questa tragedia, a questo dramma, e adesso pare che sia stato recuperato dal nonno, che lo tiene a casa, intanto che anche il papà Scapinello, appunto, come abbiamo detto in più occasioni, si trova in caserma dei carabinieri a Treviso. È stato portato subito là perché è stato lui, come ha ricordato anche Federico Fusetti, il collega Federico Fusetti, è stato lui assieme a un vicino a trovare il corpo straziato di Vanessa Ballan, incinta tra l'altro di 3 mesi e già mamma di questo bimbo, che adesso è con i nonni, di conseguenza è accudito dall'amore dei nonni, in attesa che il papà possa tornare a casa. Da capire adesso, perché è ventilata l'ipotesi della presenza di un terzo uomo. Sono ancora tanti i tasselli di questa vicenda che non si riescono a incastrare l'uno con l'altro. È ancora tutto davvero difficile da comprendere, da capire, anche se resta come unica certezza il fatto che l'ennesima donna è stata uccisa da un uomo. Capire, ecco, adesso abbiamo il sindaco, chiedo a Renzo Rigon, ecco, il sindaco Matteo Guidolin. Buonasera sindaco, siamo in diretta. Una tragedia che nessuno si aspettava qui a Spineda di Riese Pio X. Ma penso che una tragedia di questo tipo nessuno se l'aspetti da nessuna parte, purtroppo, anche se la cronaca ci sta abituando a queste tragedie. Per noi qua siamo sotto shock, lo dico personalmente, anche sono sconvolto e faccio fatica a trovare le parole. Penso che in questo momento sia meglio magari stare in silenzio prima di dire frasi fatte o cose fuori posto. Ho parlato comunque anche con i carabinieri che stanno facendo il loro lavoro. Mi auguro che quantomeno venga fatta luce su quello che è successo, e il mio pensiero va alla famiglia, al bambino di Vanessa, e cercheremo di essere più vicini possibili alla famiglia, a tutte le famiglie, perché ovviamente è una tragedia che sconvolge molti nuclei familiari, che sconvolge molte comunità,
e anche noi ovviamente ne siamo partecipi e cercheremo di fare il nostro dovere. Però poi la giornata più triste. Scusate. Lei la conosceva? Non conoscevo lei, conoscevo il marito, anche se non benissimo, conosco il nucleo familiare. Lei sinceramente non la conoscevo, era molto conosciuta però in paese perché lavorava in uno dei supermercati del paese, per cui era molto conosciuta, quantomeno anche di vista. E questo, insomma, io conosco appunto il nucleo familiare del compagno, che è una famiglia storica di Riese, e posso solo immaginare quello che stiamo vivendo in questo momento. Aspettiamo e lasciamo passare un po' di tempo, speriamo che venga fatta chiarezza e dopo cercheremo di stare vicino alle famiglie. È una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettata, questa. E come si può aspettare qualcosa del genere? È nell'indole umana sperare sempre per il meglio. Una tragedia così, una ragazza di 26 anni con un bambino di 4, cosa si può dire? Penso sia una situazione, la disgrazia più grande che possa accadere a una famiglia, a una comunità, quindi è difficile guardare avanti anche in un momento come questo. C'è stato il momento più bello dell'anno, tra virgolette, invece si trasforma nel momento peggiore per l'intera comunità, e per loro è facile da immaginare, purtroppo. Vanessa, Sì. la commozione del sindaco è non solo umana, è assolutamente comprensibile. Hai sentito? Assolutamente. Io ti chiedo solo una cosa. Sì, è molto scosso, davvero. Ci sono dei dettagli che possiamo dare, perché la fase è delicatissima, sul killer in fuga, cioè si parla di quest'uomo di Altivole, ma in che relazione sarebbe Non stato si sa con... nient'altro. Non si sa nulla. Quindi significa che con ogni probabilità al momento su questa non si sa nulla. Su questa informazione c'è volutamente anche un assoluto riservo sull'identità e quant'altro. Assolutamente sì, anche perché proprio i carabinieri assolutamente non parlano, almeno in questo momento, ecco, abbiamo provato ad avvicinarli ma non parlano. Al momento non si sa decisamente nulla su questa persona, è stato ventilato il discorso che possa essere di Altivole, poi ripeto, c'è anche l'ipotesi della presenza di un terzo uomo, quindi un secondo uomo in fuga, ma è tutto in forse, non c'è al momento alcuna certezza ancora. Quindi al momento noi abbiamo la certezza di una ragazza morta accoltellata con diversi fendenti, che si trova ancora all'interno della villetta alle tue spalle, con i rilievi che sono in corso, che forse sono stati ultimati nella loro, diciamo così, perlomeno nella fotografia della scena del crimine. Sì. Quindi fra poco probabilmente potrebbe essere anche portata... Sì, perché il medico legale è andato via da poco. Quindi probabilmente è in corso anche la ricomposizione della salma, fra poco probabilmente sarà portata anche all'esterno della villetta, che rimarrà con ogni probabilità sotto sequestro, chiaramente. E tu ci dici una cosa che in parte ci rincuora. C'è di più, Cristian, perché ti interrompo. Sì. Cristian, ecco, ti interrompo un attimo perché non è soltanto l'abitazione dove viveva Vanessa Ballan che è stata posta sotto sequestro, ma come vedete c'è proprio un'intera area e sono quattro abitazioni, 4 villette a schiera che sono state proprio rese off limits al momento, e tra l'altro non si capisce il perché, però i carabinieri stanno concentrando l'attenzione anche sul retro della
della porzione di abitazione dove viveva Vanessa Ballan. Ovviamente stanno cercando di seguire tutte le piste, ecco, magari se l'arma possa essere stata gettata proprio sul retro dell'abitazione. Adesso stanno cercando un po' davvero di percorrere tutte le piste per poter fare il punto esatto della situazione. Da prime indiscrezioni Vanessa Ballan ha confermato che è stata colpita più e più volte direttamente al petto dalla persona a cui lei ha aperto l'uscio di casa, di conseguenza persona che la donna doveva conoscere. Questo pare sia abbastanza chiaro ormai, e adesso vediamo se riusciamo ad avvicinare anche i carabinieri per capire se rilasciano qualche informazione ufficiale, qualche dato più certo su tutta questa questione. Allora Vanessa, grazie davvero per tutti questi dettagli. Quindi lo vedete, l'area off limits è molto, molto estesa, riguarda 4 villette a schiera fondamentalmente. Vedo che c'è Federico Fusetti, forse mi sente anche Federico in questo momento. I dettagli, è un puzzle chiaramente, come spesso accade in questi casi tragici, la concitazione del momento, le informazioni che sono tante, i giornalisti che cercano di mettere ordine ma ogni tanto forse confondono, ma fa parte appunto della cronaca e del racconto. Ci sono le forze dell'ordine che stanno chiaramente sentendo tutte le persone che hanno visto qualcosa o che possono sapere qualcosa, e c'è questo riservo assoluto, stretto sull'identità del killer, ma potrebbe esserci anche qualche altro soggetto coinvolto. Questo ci dice anche la nostra Vanessa Banzato lì sul posto. Federico, tu ti senti, riesci ad aggiungere qualche altro tassello in questo mosaico molto complesso? Ma no, soprattutto per quello che riguarda la parte dell'uomo in fuga, lì appunto c'è la conferma che c'è come pista investigativa anche quella di una possibile altra persona. Ecco, questa ci hanno fatto capire che potrebbe essere una delle piste investigative seguite dai carabinieri, però sulla quindi, parte, Federico, diciamo, fammi capire che anche una tu hai cosa. sottolineato la parte... Gli uomini in fuga potrebbero essere 2, quindi, o potrebbe essere questo e un complice. Esatto. Dobbiamo usare il condizionale perché nessuno ce l'ha confermato, però c'è la certezza che è seguita anche questa pista, cioè che sia aperta la possibilità anche alla ricerca di una seconda persona in fuga. Questo sì, effettivamente. E poi le altre 2 notizie importanti che ci sono arrivate, che sono confermate, sono che il compagno di Vanessa non era in casa al momento dell'aggressione, ma è lui che è arrivato in un secondo momento, ha dato l'allarme insieme al vicino di casa, cioè la persona che abita nella parte destra della bifamiliare, e che le ferite sono sul corpo di Vanessa sono concentrate nella parte del torace. Così, da un punto di vista di quello che vediamo, posso aggiungervi altre 2 cose. Abbiamo visto gli uomini del reparto investigativo dei carabinieri che si sono concentrati soprattutto nell'ingresso, quindi appena aperta la porta di casa, ogni tanto è stata aperta ovviamente per entrare e uscire dagli investigatori. Abbiamo visto che il loro lavoro è concentrato lì più che al piano superiore, anche se ora vedete la luce è accesa anche al piano superiore, grazie a Simone che ci mostra in diretta quello che vediamo noi e lo mostra anche a voi. Dicevo, è vero, le luci sono accese anche nella parte al piano superiore della villetta, però le ricerche investigative, i rilievi sono concentrati a piano terra. E poi l'altra cosa che abbiamo notato, ma potrebbe essere una suggestione nostra,
è stata che quando gli investigatori sono usciti, quelli del reparto scientifico, e diciamo, hanno fatto una sorta di briefing, hanno chiamato anche gli altri carabinieri che erano a presidio della zona, distribuiti attorno alle villette, hanno parlottato un po' e poi si sono sparpagliati fino ad arrivare dietro alla casa. Noi non ci possiamo arrivare perché è tutto transennato, però c'è stato questo momento in cui alcuni carabinieri si sono distribuiti, diciamo, anche nella parte posteriore della villetta, forse alla ricerca di qualcosa, pensiamo noi ovviamente, questa è una nostra ipotesi, però l'abbiamo notato quando è accaduto circa una mezz'ora fa, 40 minuti fa. Adesso ormai qui è quasi buio, quindi difficile anche proseguire eventualmente alla ricerca di qualcosa nel terreno circostante. Può darsi che queste ricerche eventualmente, se sono necessarie, riprendano domani. Esatto, che riprendano domani. Io non devo verificare adesso, chiederò il tuo aiuto, anche quello di Vanessa, per verificare una notizia che però non mi sento di dare in diretta in questo momento, quindi mi scuso anche con il pubblico a casa. Scusate, faccio una verifica anche con Vanessa Banzato. Ecco, quindi tu dici, Federico, ricerche in corso, ogni pista di fatto è aperta e gli uomini in fuga potrebbero essere due, da capire se c'è un complice che sta aiutando di fatto l'uomo che ha ucciso Vanessa. Potrebbe essere un complice. Diciamo che non è stato smentito questo, diciamo che la strada dell'eventuale complice non è stata smentita, quindi insomma significa che è aperta, cioè che è un'ipotesi, una strada aperta, non è stato smentito che anche questa è un'ipotesi. Sapete, poi nel linguaggio insomma anche degli investigatori in questi momenti, certo, così a ridosso dei fatti come questo, ovviamente anche le parole hanno un peso. E insomma siamo certi di aver capito che la pista di un secondo complice, chiamiamolo così, è una pista percorsa. Allora, grazie Federico. Ovviamente stiamo aggiungendo un tassello uno dopo l'altro, e tra l'altro Vanessa fra poco ci aggiornerà su un altro aspetto, perché probabilmente ci sono delle novità su questo soggetto su questi soggetti in fuga. Mi scuso se non riesco a guardare direttamente la telecamera, ma per l'appunto mi sto sentendo sia con Federico, con Vanessa, con i colleghi della redazione. Allora, vediamo. Vanessa, per caso mi senti? So che Vanessa è sempre collegata e forse... Vanessa non c'è ancora. Facciamo così. Qualche istante di pubblicità che dovevo chiamare 2 ore fa, quindi andiamo in pubblicità per qualche istante, per poche decine di secondi. Poi torneremo a Spineda di Riese Pio X, torneremo qui in questa villetta illuminata. All'interno ci sono gli inquirenti, ci sono gli uomini della scientifica, come sapete il medico legale non c'è più, se n'è andato, quindi con ogni probabilità i rilievi, l'ispezione esterna cadaverica è stata eseguita, ci sono dei fendenti, diverse coltellate sul corpo di Vanessa Ballan, di questa ragazza di 27 anni che lavorava all'Eurospin della zona, molto conosciuta, molto apprezzata, incinta di 3 mesi. Madre di un bambino di 4 anni che, ci riferisce Vanessa Banzato, si trovava all'asilo al momento del delitto. In casa in quel momento non c'era nemmeno il
compagno, il compagno che in questi attimi, in questi minuti, in queste ore è stato sentito e portato in caserma dai carabinieri. C'è un uomo in fuga, di certo c'è un uomo in fuga, il killer, e potrebbe esserci con lui o potrebbe averlo aiutato, non sappiamo in che frangente, anche un complice. Questo è quello che vi possiamo dire in questo momento. Vanessa mi sente? Se non mi sente chiedo alla regia, andiamo in pubblicità. Allora facciamo la pubblicità, Tony, grazie. Pubblicità e poi ritorniamo e ripartiamo da Vanessa Banzato.